sabato 9 novembre 2024 partiamo con due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Mauro Vettorello, presidente associazione Oltre l'Indifferenza, già il titolo dice lunga. Saluto anche Eddie Boschetti, presidente provinciale Buongiorno Vigili del WWF Rovigo, perché hanno scritto giusto, grazie anche lei. Allora, io inizierei proprio da Mauro Vettorello. Perché voglio iniziare da Mauro Vettorello? Perché questo Oltre l'Indifferenza fa pensare, perché questa associazione molto importante è nata proprio perché c'era l'indifferenza. C'era un'indifferenza che doveva essere ascoltata invece, perché stiamo parlando di fragilità, di persone che non riescono a difendersi e di persone che hanno tutto il diritto di essere ascoltate ed aiutate da persone competenti. Questa è la verità. Mauro Vettorello è venuto altre volte qui a Sveglia Veneti, era un pezzetto che non lo vedevo, avevo voglia di vederlo, per capire come stanno le cose, cosa sta succedendo anche nel mondo del volontariato, sempre più penalizzato da una burocrazia che ci sta dilaniando, non tutti riescono a superarla, perché ci vogliono anche soldi. E io mi domando se qualcuno a livello politico ha capito che se il mondo del volontariato chiude i battenti non ce n'è per nessuno, come la storia degli operai. Se gli operai non ce la faranno più a resistere, quelli che criticano tanto con 10-15 mila euro di stipendio al mese, voglio vedere se riusciranno ad avere quei soldi come li hanno adesso e dal pulpito della predica fanno le omelie contro chi invece non ce la fa più a sopravvivere, non sa più dove aggrapparsi, perché gli stipendi che abbiamo e le pensioni che ci sono non aiutano le famiglie a sopravvivere. Io questa mattina ho parlato con una signora diversamente giovane che mi aveva cercato ieri e guardate, fa venire i brividi. Le hanno portato via tutto. È rimasta senza niente. Perché oltre a questo poi, oltre alla politica che non ascolta, abbiamo anche gli avvoltoi, i lupi mannari dietro l'angolo che non vedono l'ora di riuscire a capire qual è la fragilità e entrano a spada tratta. Allora, iniziamo proprio da Mauro Vettorello. Allora Mauro, cosa mi racconti? Questo Oltre l'Indifferenza come sta andando? So che stai facendo tante cose. Intanto grazie Mirella dell'invito e buongiorno a tutti. Sì, stiamo facendo tante cose perché i ragazzi crescono e ci tengono sempre in movimento. Siamo partiti ben 25 anni fa, come dici te, cercando di non essere indifferenti alla cosa della fragilità. Col tempo siamo maturati, siamo diventati un po' grossi, difatti come ti dicevo prima adesso dobbiamo anche cambiarci un po' l'abito. E la mission di Oltre l'Indifferenza da un po' di anni è quella dell'abitare, cioè il progetto di vita di un ragazzo con disabilità nell'abitare, perché questo è quello che noi vorremmo portare a fare. Sono papà di un ragazzo con disabilità e quindi vorrei portare mio figlio ad abitare in un contesto protetto, ma anche che lui stia bene. Questo ci comporta grossi sacrifici, il mondo del volontariato, come dicevi tu, sta un po' scomparendo, non è facile tenerli aggrappati alle associazioni perché la burocrazia è enorme, ma un'associazione come la nostra, che è composta da circa 60 soci e raggruppa circa 40 ragazzi, è diventata proprio una piccola azienda. Dobbiamo fare corsi per la sicurezza, dobbiamo fare corsi antincendio, corsi del primo soccorso e quindi questo ci comporta un esonero di spese non indifferenti che ci toglie da quello che invece è proprio il vivere dell'abitare, che è il vivere di portare i ragazzi, perché noi abbiamo soltanto una piccola parte di contributo pubblico e quindi noi dobbiamo sostenerci con quello che ci danno le famiglie e con quello che poi dobbiamo suonare i campanelli, come dico sempre in gergo io, e sperando che qualche buon imprenditore o buona famiglia ci sostenga e ci porti avanti in questi progetti. Allora, Mauro, quello che tu hai fatto, forse sei stato uno dei primi a cercare di ristrutturare una villa, diciamo un po' abbandonata, grazie però anche a questi proprietari che hanno capito l'importanza anche di mettere all'interno
queste fragilità, di dare respiro, e questo sei riuscito come prima cosa a far capire che forse queste dimore, tantissime che ne abbiamo qua nel Veneto, fortunatamente lasciate nel diperimento più totale in certe occasioni, forse con un po' di buona volontà, senza neanche eccessivi costi, si potrebbero mettere in funzione per le fragilità. Io ho avuto un altro ragazzo ieri che anche lui sta cercando di inserirsi su due contesti molto importanti di due ville venete, una anche a San Zenone degli Egelini, e sono partiti con 250 euro. Perciò capite che se c'è la passione, la voglia di fare, si riesce a fare. Il problema è che bisogna interloquire con le amministrazioni che devono essere sensibili a questo aiuto, questo richiamo delle fragilità, perché sennò dove andiamo, cosa facciamo? E non tutti sono così sensibili, oppure c'è qualcosa che per la visibilità, diciamo, perché pensano sempre alla visibilità, non al bene che fai e a quello che cerchi di mettere al territorio, ma se non è la loro visibilità e lo fanno loro, fai fatica a interloquire. È vero o non è vero? Certo. Certo. Beh, noi abbiamo preso Villa Alba, la prima casa che abbiamo preso, era una casa di un vecchio fattore di un conte, e l'abbiamo ristrutturata, abbiamo battuto subito tutte le barriere, e quella casa adesso vive, altrimenti sarebbe morta. E vive perché ogni fine settimana ci sono dei ragazzi che la rendono viva, ma soprattutto facciamo in modo che non solo per un benessere dei ragazzi, ma anche per un sollievo da parte dei genitori, perché chi non prova ad avere un ragazzo con fragilità in casa non può capire quale sacrificio, lasciatemi passare il termine, si deve mettere, perché Michele per esempio non lo posso lasciare da solo, deve essere sempre sorvegliato, e quindi anche il fatto di poterlo portare in un contesto protetto e che posso andare io a mangiare una pizza in tranquillità, questo credo che sia il più bel regalo che qualcuno ti può fare. Allora andiamo a vedere, oltre a Villa Alba, poi passiamo anche dal presidente del WWF di Rovigo, Eddie Boschetti, andiamo a vedere non Villa Alba, che l'abbiamo già vista, ma poi casomai andiamo a vedere Villa Aurora, perché avete capito cosa riesce a fare questo uomo, questo papà che ha capito l'esigenza di aiutare il suo figlio, perché io quando non ci sono, cosa fa mio figlio? Dove va mio figlio? Andiamo a vedere Villa Aurora. Allora abbiamo visto queste immagini, adesso passiamo a Eddie Boschetti, presidente provinciale WWF Rovigo. Allora, presidente, sensibilità forse agli inizi, poi la sensibilità comincia a scemare e alla fine questi genitori, queste persone si trovano soli in un ambiente invece dove la natura fa capire quanto rispetto dobbiamo avere anche per la natura. Abbiamo visto gli alberi, il verde, le acque. C'è questa sensibilità, presidente Boschetti, o anche una parte di comunità non riesce a capire il rispetto per la natura che dobbiamo avere? L'insegnamento che questi ragazzi forse danno dei segnali molto importanti, perché sono quelli che scendono in piazza a protestare per l'ambiente, sono loro che scendono nelle piazze, non sono i diversamente giovani. Io lo dico sempre, presidente Boschetti, questi ragazzi tanto criticati poi cercano di portare avanti delle battaglie che riguardano tutta la comunità per il bene della comunità. Prego, presidente.
Senza dubbio dobbiamo cercare di interpretare questi bisogni che ci arrivano dalla società, soprattutto dalle generazioni future, perché sarà la nostra futura classe dirigente, e uno dei rischi più grandi quando abbiamo a che fare con i giovani è il tema della disaffezione alle tematiche, perché se avrete notato già in questi ultimi tempi queste manifestazioni si stanno già parecchio diradando, cioè molti giovani si stanno già allontanando da queste manifestazioni, almeno questa cosa la sto notando nel territorio. Questo significa che c'è una forma di rassegnazione rispetto a quelle che sono le risposte che arrivano dalla pubblica amministrazione, dai governi, soprattutto dai governi nazionali, che sembrano andare nelle direzioni esattamente opposte, quasi non considerando questi bisogni che arrivano dal basso, che arrivano da quelle categorie che sono le più importanti, perché, ripeto, rappresentano il nostro futuro, rappresentano la nostra futura classe dirigente anche, quindi sicuramente noi come associazioni, ma tutta la politica, la società civile dovrebbe riuscire a intercettare questi bisogni e incanalarli in maniera positiva, perché la manifestazione può arrivare a un punto morto che non dà più scopi, e questo è una delle mie più grandi preoccupazioni rispetto alle giovani generazioni. Molto chiaro, Presidente Boschetti. Allora andiamo a vedere anche questo video per far capire anche l'importanza della biodiversità. Ecco, questa parola che fa rima con comunità, sono due parole che sentiamo ultimamente, ma fino a poco tempo fa la biodiversità chi è che la sentiva? Gli addetti ai lavori forse, ma la comunità poco. Invece la comunità deve essere unita per salvare la biodiversità. Andiamo a vedere il servizio. Che bello questo video, grazie Presidente Boschetti. Ma abbiamo il nostro Rinaldo in linea. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Purtroppo viviamo su un mondo dell'indifferenza, c'è troppa indifferenza, non gli interessa più della gente che ha bisogno, non c'è più nessuno, neanche col pensiero, basta stare bene ora. È il mondo, siamo su un mondo in cattivio. Purtroppo un mondo come adesso, secondo il mio punto di vista, che ho una certa età, non è mai stato. E siamo sempre lì all'atteso. Fortunatamente che c'erano gli altri che divulgano i problemi, e sta gente, questi volontari che si dà da fare. Ma non è deve essere da politica un aiuto concreto, non promesso solo o farci vedere solo così le elezioni. Bisogna che dare una mano a questa gente, perché questa gente ne permette ai loro stessi di cavare via tanti problemi, ma i problemi della gente sono qui da risolvere, perché sono qui che la gente soffre di più, ha bisogno di tutto. Adesso sta natura l'abbiamo più fatto, ma è una delle robe più grandi del mondo e fa morire tutti. Gente, abbiamo più l'inquinamento, ma Marghera già inquina per di 500 anni faceva da lì inquinamento.
è giusto, il progresso, tutto quello che dico, ma abbiamo da pensare, di lasciare il mondo e a terra, ai nostri discendenti, ai nostri figli, lasciare un piano a manco peso, che pensa più loro che noi altri che erano rovinati. E le cose che voglio parlare, dire che i politici si versano gli occhi sulle robe concrete, perché quando si mette che risolve questi problemi, anche come i politici non ne avrà più problemi, per il fatto che la gente capisce che se Dio fa qualcosa per tutti, non per loro stessi. Come che ti dici, io dico 15.000 euro al mese, non sa cosa vuol dire avere 700 di pensione al mese, cosa vuol tu che sappia? No, ma ne fa anche prediche, è quello che mi dà fastidio. E prediche fa a noi altri, hai capito? Grazie Rinaldo, molto chiaro, devo correre e andare avanti, perché sai che il tempo è tiranno. Allora, grazie Rinaldo, vedo che ormai io penso che abbiano anche capito quelle persone che sono a casa. Ecco che forse bisogna iniziare anche a parlare, far sentire la propria voce. Cosa ne pensa Presidente Boschetti? Ecco invece l'importanza di far capire la biodiversità, perché guardate che se perdiamo la biodiversità non ce n'è per nessuno, o sbaglio Presidente Boschetti? Certo, ma io penso che il signor Rinaldo da casa abbia espresso... La sento poco, può alzare Presidente? Ci provo. Non so se mi sentite meglio adesso. Sì, adesso sì, un pochino meglio. Prego, Presidente. Penso che il signor Rinaldo abbia sollevato una perplessità, una preoccupazione che ci riguarda, che riguarda un pochino anche le nostre realtà associative che si reggono sulle spalle di pochi volontari e sempre più avanti negli anni. Questo che cosa significa? Che c'è una disaffezione a quelli che sono i temi dei beni comuni, cioè probabilmente abbiamo attraverso i vari canali di informazione, lì hanno delle enormi responsabilità anche chi fa comunicazioni a livelli alti, a creare una società che è un po' troppo individualista. Vedo anche ragazzi molto ben dotati dal punto di vista delle idee, delle loro aspirazioni, dei loro sogni. Ormai i loro sogni non coincidono più con una società più giusta, una società più equa, un concetto di società, ma con le loro aspirazioni. Voglio diventare un medico, voglio diventare un ingegnere, i ragazzi di migliori aspirazioni cercano magari la fortuna in altri paesi dove i redditi, giustamente, gli stipendi sono più alti. I migliori cervelli ci scappano, ma ci scappano non per creare un mondo più giusto, ma per migliorare le loro prospettive, le loro prestazioni individuali, il che non è assolutamente sbagliato dal punto di vista, diciamo, generale, però nel particolare noi stiamo vedendo una società che è sempre più distante da quello che è il concetto di bene comune, e l'ambiente e la salute, che è strettamente connessa all'ambiente. La salute è una conseguenza, una logica conseguenza di un ambiente sano, ne pagano le conseguenze, e questo è un problema. Cioè noi abbiamo bisogno di introitare, di avvicinare persone alle nostre associazioni. Io parlo in generale, cioè non sto facendo pubblicità alla mia associazione piuttosto che a quella del signore che abbiamo in studio, ma chiunque abbia un'aspirazione dovrebbe cercare di capire che da solo non va da nessuna parte. Bisogna unirsi, bisogna aggregarsi. Le associazioni, quando nacquero negli anni 60, alla fine, dopo la seconda guerra mondiale, gran parte delle associazioni che conosciamo oggi si sono aggregate perché avevano nella testa ancora il concetto che si usciva dalla guerra, bisognava organizzarsi, bisognava creare una società più giusta, si aveva fame di creare una società più giusta, non individualista. È un problema questo che ci riguarda tutti da vicino. Siamo tutti un po' più egoisti rispetto ai nostri bisogni e non ai bisogni della comunità.
Bravissimo Presidente Boschetti, sono proprio veramente grata che lei abbia detto queste parole, perché è proprio così. Siamo diventati individualisti, io sono il più forte, il più grande, ho più numeri, economicamente sto molto bene, non me ne frega niente degli altri e non faccio squadra. E questo è un dramma, perché colpiamo le fragilità, perché non siamo uniti. Io dico sempre, Presidente Boschetti, che è inutile che ci vantiamo di essere 7.500 associazioni di volontariato se poi troviamo la persona sola a casa, disperata, che non sa a chi rivolgersi, è come non ci fossimo. E questo perché? Perché qualcuno non vuole unirci, non ci conosciamo neppure tra di noi, facciamo tante cose ma ognuno nel suo orticello. Guai andare nel parco tutti assieme, no? Perché sennò la visibilità non ce l'ho più. Funziona così, io sono molto preoccupata, Presidente Boschetti, di come sta andando, e i ragazzi lo sentono, perché non riusciamo a intrigarli, non si fidano. Dove si fidano? Nell'ambiente, con gli animali, con la natura, perché là si fidano, tutto il resto è noia per loro, e hanno ragione. Abbiamo Tamara da Spresiano, vai Tamara. Ciao Mirella. Ciao cara. Mirella, io volevo dirti una cosa al presidente delle associazioni volontarie: perché non prendiamo i ragazzi, quelli che fanno danni, che uccidono, che rapiscono, tutte queste cose qua? Non proviamo a fare nel mondo del volontariato e vedere quanto bello è a far danni per la gente, quanto bello può essere uccidere, queste cose, quello, quell'altro e quest'altro. A me questa cosa mi dà tanto fastidio, sai perché? Perché quando io ero ragazzina, mia nonna, se faceva una cosa del genere, mi metteva sempre in castigo, e allora io adesso ho imparato questa cosa. Quando vedo qualcuno che magari prende in giro un ragazzo veramente abile, a me mi viene una cortellata sul cuore, perché dico: porco cane, vorrei vedere tu se sei capace di stare sulla sedia a rotelle e non camminare più. L'altro giorno io ho aiutato una signora anziana che era cieca a attraversare le strisce pedonali, che non riusciva. Mi è passato un ragazzino di 15-16 anni, l'ha spigionata e gli ha detto: oh, guarda, questa vecchia non è neanche capace di camminare. Sai cosa gli ho risposto io? Scusa bamboccio, prova a essere tu cieco così e non vederci più. Grazie cara Tamara, grazie di questa riflessione che hai fatto. In effetti lo fanno, sai, non è che non lo facciano. Il problema è che forse dobbiamo anche capire cosa far fare a loro, perché sennò non è che si va molto lontano, possono fare danni anche là, bisogna stare molto attenti con questi ragazzi. Prego Mauro. No, se posso Mirella, giustamente noi abbiamo accolto tante persone anche per mancanza, come dicevamo prima, della infrazioni stradali, ma è la burocrazia, è tanta burocrazia, perché cerchiamo tanti avvocati per poter fare questi lavori socialmente utili, ma se devo assumere una persona perché mi porti avanti tutte le carte, a quel punto mi diventa troppo oneroso per l'associazione. Se fosse smantellata questa grande burocrazia che c'è, allora queste persone potrebbero essere veramente di un grosso aiuto. Se posso tornare un attimo sulla questione di rete, io ho sempre cercato di fare rete, perché da solo, ho detto, non si va da nessuna parte, e quindi facendo rete si cammina molto più velocemente, si cammina molto spediti. Il grande vantaggio che ha avuto, oltre all'indifferenza, di fare rete con la consulta, per esempio, delle associazioni di Fontanelle, lì ci ha permesso di vincere dei bandi, di poter collaborare con gli anziani, perché portare i ragazzi con fragilità assieme alle persone con una certa età, questo connubio, questa squadra ci ha portato a fare delle cose molto importanti. Ti ricordi l'orto Obama? Mamma mia. E quindi... Che non è Obama, no. È orto a base Mano, no, spieghiamo perché qualcuno pensava che fossero gli orti di Obama, l'ex presidente dell'America. È un orto biologico alla mia altezza, quindi con l'innesto con le carrozzine e quant'altro. Quindi fare rete è una cosa che si deve fare, che si deve assolutamente portare avanti. La 112, la legge sul dopo di noi, a livello di US Treviso, l'abbiamo portata insieme alla rete Interagendo, cioè tante cooperative, tante associazioni si sono messe assieme per portare avanti questo importante
progetto del futuro. Quindi fare rete secondo me è la cosa migliore, perché sennò... Ma perché si fa così fatica a fare rete, secondo te, Perché Mauro? non tutti hanno questa vision. È quello che dice il Presidente Boschetti? Ecco, quello che dice il Presidente Boschetti, non tutti hanno questa vision, non tutti credono, come dicevi tu giustamente prima, di coltivare solo il proprio orticello. No, io devo coltivare un orto più grande. Certo. Poi io faccio sempre questo esempio che è un po' anche stupido. Se ho bisogno di annaffiare in dialetto la culiera dei pomodori, innaffio, però è l'orto che poi vince. Ah, sì. Che è fatto di tante cose, l'orto, no di un solo prodotto. Esatto. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Vai Vladimiro, ciao. Ciao Milena, grazie. Volevo fare una domanda, mi pare si chiama Boschetti di Rovigo, il collegamento da Rovigo, no? Sì. Mi è venuto a fare con l'arrivo di Elon Musk. Con l'arrivo di Elon Musk, come dire, è possibile che prenda ancora più vigore una linea tecnologica che si impegna per andare a fronteggiare il cambiamento climatico, in particolare il riscaldamento climatico, in due forme. Cioè, quello che dico, tutte notizie che sento, che leggo da varie fonti, non è che sia solo un mio pensiero, no? Cioè, per esempio, sentivo dire che la regione Emilia-Romagna, assieme ad altri soggetti, vuole sviluppare a Ravenna delle tecnologie che, tra virgolette, mangia la CO2, che è la principale causa del riscaldamento del clima. Un'altra linea tecnologica è quella di iniziare ad usare delle tecnologie più pulite per avere energia e anche altre cose, ma in maniera non, come dire, morale o etica, in maniera di convenienza e basta. Cioè, si sta sviluppando, mi sembra, sempre di più una via tecnologica fredda, cioè, come dire, non calda umanamente, ma fredda, che può arrivare a avere dei risultati effettivi ed efficaci per andare a combattere il riscaldamento globale. E mi domanda questa qua, siccome che l'altra via, quella che rappresenta l'uno, è la via quella sociale umana, cioè l'umanità che arriva a battere il riscaldamento globale, il cambiamento climatico, per un avanzamento morale, etico e ideologico del modo di vivere, veniva messa in discussione da quest'altra via, della quale della morale non ne frega nulla, ma arriva ugualmente a un risultato di andare ad abbattere o a frenare il riscaldamento globale e quindi il cambiamento climatico. Questa via qua, questa opportunità, che comunque seria un'opportunità, com'è che la vede il signor ospite da Rovigo? Cioè, come appunto una opportunità comunque da accettare, oppure un pericolo perché mette da parte l'uomo, la figura umana, e mette in evidenza di più l'aspetto puramente tecnico, cioè freddo e basta? Grazie e buongiorno. Grazie a te Vladimiro. Prego, Presidente Boschetti. Sicuramente è sempre stato un dilemma cercare di trovare una quadra fra quello che è la questione etica, la questione morale e il progresso scientifico. Ci accompagna da quando siamo sulla Terra come umani, cioè la tecnologia è sempre stata uno strumento efficace per sopravvivere e lavorare e progredire nel nostro essere umani, che non siamo in grado di lasciare l'ambiente com'è, noi siamo una specie in grado di trasformare l'ambiente che ha attorno. Ci sono anche altri animali che lo sanno fare, ma come lo fa l'uomo non c'è nessuno. La tecnologia è lo strumento, è il prolungamento del cervello umano. Il cervello umano è in grado di pensare in termini diciamo romantici, etici, ma anche in termini razionali. Razionalità e sentimento non sono due facce nel nostro essere umani, non devono entrare in contrapposizione. Gli scienziati e i tecnici più motivati non sono persone prive di sentimenti. La cultura, la conoscenza scientifica è lo strumento più importante che abbiamo oggi per contrastare i cambiamenti climatici, per risolvere i problemi rispetto che la tecnologia stessa ci ha creato, perché è a causa della tecnologia che noi siamo in una situazione ambientale drammatica,
e sarà grazie alla tecnologia che ne potremo uscire. Su questo non c'è alcun dubbio, perché noi non possiamo che muoverci in questo senso in quanto umani. Allora Quindi andiamo a dobbiamo vedere anche conciliare- questo video. Presidente Boschetti, devo correre perché devo andare anche in pubblicità, ma era importante anche far capire cosa fa il WWF. Andiamo a vedere Oasi della Buora, andiamo a vedere. Allora, prima di sentire il Presidente Boschetti, e grazie per questi video perché ci fa capire cosa abbiamo nel nostro territorio, anche non molto lontano, serve prendere aerei, andare chissà dove. Ho visto che hai molto apprezzato, Mauro, questo video del Presidente Boschetti. Cosa hai visto in questo video, Mauro? Ho visto una natura diversa da quello che vedo qui vicino a me. E ho visto qualcosa di veramente bello. Ho ormai una certa età e queste cose, difatti ti ho chiesto dove era perché sinceramente pensavo fosse molto più lontano, invece qui alle porte di noi, e quindi come ti dicevo prima io sento che per esempio quando vado in Friuli sento un sapore diverso e molto spesso prendo la macchina perché voglio staccare la testa e vado in Friuli perché lì vedo quello che ho visto adesso, cioè queste distese, vedo queste siepi che adesso che qui da noi non vedo più, vedo una natura molto meno contaminata, vedo qualcosa che mi ricordo quando ero bambino che andavo per i campi, perché abitando
in un paesino a San Polo di Piave, quindi in un paesino di campagna, vedevo quello che ho visto qui nel video, quindi l'ho apprezzato tantissimo e ringrazio il Presidente Boschetti di averlo portato questa mattina. Allora sentiamo come commenta questo video e anche quello che ha detto Mauro Vettorello. Boschetti, prego. Intanto ringrazio Mauro. Sicuramente la Buora è uno dei nostri, se vogliamo, nel nostro piccolo come WWF Rovigo, uno dei nostri cavalli di battaglia, perché sembra riassumere tutte le cose che abbiamo detto in trasmissione. La sinergia, pensate che meno di 15 anni fa quel posto lì non esisteva, erano campi arati, è un bacino di laminazione, quindi è un'opera ingegneristica per rispondere alla domanda del signore di Rovigo di prima. È un'opera ingegneristica, è stata costruita e progettata da ingegneri idraulici che avevano lo scopo di restituire sicurezza al territorio di Badia Polesine in caso di piogge torrenziali, nel caso di grandi siccità. È una riserva d'acqua che è a disposizione dell'agricoltura, punto. L'intuizione del WWF, grazie anche al supporto del consorzio di bonifica, che va sicuramente detto, è stato quello di creare bellezza dove c'è un bacino di laminazione. Quindi si può conciliare l'esigenza della sicurezza del territorio, di cui tanto si parla in questi anni, vedendo le situazioni climatiche drammatiche in cui ci troviamo, e il valore ambientale che questi luoghi possono recuperare, perché l'alternativa sarebbero stati dei campi arati da cui siamo partiti. Quindi è stata un'opera di sinergia tra WWF e un'istituzione, il consorzio di bonifica, e gli alberi li abbiamo piantati noi, li abbiamo piantati a costo zero grazie alle donazioni dei cittadini, di vivai, di organismi come i carabinieri forestali che ci hanno regalato tantissimi alberi, la regione Veneto ce ne ha regalati altri, e con lo sforzo dei volontari quest'area è tornata ad essere verde, ad essere un ambiente ospitale anche per gli animali, perché non c'è contrasto tra esigenze di sicurezza del territorio e natura. È una contrapposizione che una certa politica sta in qualche modo inculcando nelle teste delle persone, ma unendo scienza, tecnologia e sentimento e etica si possono fare passi in avanti, e la società civile risponde davanti a queste cose, perché abbiamo creato una sinergia. Tant'è vero che non lontano da lì, a meno di 1 chilometro da quell'oasi, c'è anche una villa confiscata alla mafia, che insieme ad altre associazioni gestiamo, e questo connubio fra beni confiscati e ambienti naturali genera anche una ricchezza indotta in un turismo di nicchia, ma che comunque può restituire al territorio visibilità e una certa forma di ricchezza. Grazie Presidente, poi le farò un'altra domanda: perché non riusciamo sempre a fare questo? Perché qualcuno non ci ascolta, eppure sono lasciti che hanno lasciato anche per il bene della comunità. Non è che queste persone, perché governano, possono diventare i padroni di tutto e vendere tutto. Qui hanno venduto delle cose che erano rimaste e dovevano essere per la comunità, ristrutturate. Pubblicità. Con Mauro Vettorello, Presidente Associazione Oltre l'Indifferenza, c'è anche Eddie Boschetti, Presidente Provinciale WWF Rovigo. Allora io vorrei anche capire una cosa, Presidente Boschetti, ed era la domanda che stavo arrivando prima, ma è meglio che abbiamo mandato la pubblicità perché mi stavo arrabbiando. Pensate cosa abbiamo nel nostro territorio, le cose che abbiamo che si potrebbero recuperare per un bene della comunità. Eppure l'unica cosa, si parlava anche con Mauro Vettorello, che sa fare una parte della politica, è lasciare nel degrado più assoluto questi beni, e dopo, se riescono, vendono tutto, distruggono tutto. Lei ha fatto capire che grazie alla scienza, alla ricerca, alla tecnologia possiamo ritornare ad essere quel paese che eravamo all'inizio. Però bisogna anche spiegarlo ai cittadini. Cosa sono i bacini di laminazione, perché si devono fare o perché non si devono fare in certi posti, cos'è la biodiversità. Invece se la fanno e se la godono. E il cittadino che a casa non capisce,
non sa, è quello che grida più forte ha ragione poi alla fine. Tanto è vero che tantissime persone sono contro gli ambientalisti. Guai, dicono sempre di no, sono Satana. Ma ci rendiamo conto che sono riusciti a dividere anche il buono dal cattivo e hanno fatto un minestrone che la gente a casa non riesce a capire più chi ha ragione e chi fa del bene alla comunità. Prego, Presidente Boschetti. Purtroppo la comunicazione si sta sostituendo all'azione, cioè io di mestiere pianto alberi perché sono un forestale di fatto, quindi mi capita molto spesso, mi capitava soprattutto in passato di piantare alberi anche per mestiere, e devo dire che una certa narrazione oggi tende ad andare a sostituire quelli che sono degli atti concreti che ci arrivano anche dalla saggezza del passato, perché è nel presente che ci troviamo ad avere grossi problemi ambientali, no? E questo è un dato di fatto. Il problema di fondo è che la polarizzazione della comunicazione da una parte è quella che fa raccogliere voti. Vedo che la risposta della popolazione avviene quando il messaggio arriva molto chiaro e molto semplice. Questa semplicizzazione di un mondo che è comunque complesso non ci sta rendendo un grande favore. Si tende a criminalizzare l'ambientalista non perché abbia ragione o perché abbia torto, ma semplicemente perché in quel momento non è conveniente sostenerlo. E questo è un problema, perché la convenienza non deve stare nell'interesse di chi si candida. Torniamo al concetto di beni comuni. Ciascuno di noi, sia io che la mia controparte, abbiamo delle buone ragioni per combattere per la nostra causa, ma dei punti di contatto come il bene comune salute, il bene comune ambiente, il bene comune comunità più sicura anche dal punto di vista della sicurezza idraulica, sono concetti universali che non sono né di destra né di sinistra, e su quello dobbiamo confrontarci. Manca l'occasione, tante volte si fa fatica a confrontarsi con chi ha il potere tecnico e con chi ha il potere decisionale, e questo è un problema da questo punto di vista, ma anche la società civile non ci dà supporto sufficiente in termini di volontari, in termini di persone che ci aiutino in questo, per creare questa sinergia, per creare questa rete, dove non arrivo io, può arrivare un'associazione amica. Questi luoghi, tra l'altro, va detto, sono molto adatti anche allo sviluppo di progettualità e di iniziative in collegamento con associazioni che si occupano del tema della disabilità, perché le nostre oasi sono adatte anche alla costruzione di percorsi rigenerativi. Pensiamo agli orti urbani che stiamo realizzando a Rovigo, pensiamo a tante realtà che coniugano natura e socialità e beni comuni, che si sposano perfettamente anche con gli obiettivi di associazioni che hanno ogni giorno la necessità di trovare delle attività da far fare a dei ragazzi con vari problemi, con vari... Guardi, Presidente Boschetti, no, prima lasciamo parlare Livio, poi le dico una cosa e vorrei sentire anche il pensiero suo, anche di Mauro Vettorello. Vai Livio. Mirella, ciao. Saluto i tuoi ospiti. Dunque, sono stato quest'estate diverse volte con mia figlia a Porto Caleri, non so se faccia parte del delta del Po, oppure comunque siamo stati, è un posto meraviglioso, è un'oasi proprio di natura incontaminata, però io faccio un appello a chi mi ascolta oppure anche a quelli che hanno responsabilità. Ci sono, per arrivare in a Porto Caleri, in questa spiaggia, ci sono dei chilometri da fare, dipende e ci sono tutti questi sentieri, questi sentieri che portano a Porto Caleri, dovrebbero essere indicati meglio, per le persone che non sono mai state. Ecco, ci vorrebbe una segnaletica più efficiente, più efficace, in modo da aiutare coloro che devono recarsi in spiaggia, ecco.
Non so, come la pensino i signori che sono con te, grazie. Caro Livio, importantissimo quello che hai detto, è proprio così. Noi non sappiamo neanche, delle volte passiamo che fiume è, dove stiamo passando. Ecco, basta vedere anche la segnaletica stradale, alle rotonde te fanno confusione. Proprio noi siamo buoni a fare queste robe, oppure lo fa apposta per fare confusione. Prego, Presidente Boschetti, come commenta la telefonata del nostro Livio? Non è la prima volta che ci segnalano questo problema su Porto Caleri, che è un pochino la perla del delta del Po. Vediamo anche le immagini che ha mandato Boschetti, intanto che Boschetti parla, visto che il tempo è tiranno. Prego, Presidente. L'ho messo fra i filmati, ma è uno dei luoghi a cui teniamo di più, tant'è vero che tutti gli anni lì facciamo dei monitoraggi faunistici, tuteliamo anche dei pezzi di spiaggia per consentire ad alcune specie rare di poter, come il frattino, di poter nidificare, e si vedranno i nostri cartelli WWF lungo la spiaggia durante l'estate, appunto, che vanno a indicare quei punti della spiaggia dove sarebbe opportuno evitare di calpestare. Il problema della segnaletica e della segnalazione di questi luoghi naturalistici è sempre legata al fatto che si tratta di luoghi un pochino che si trovano a metà strada fra varie competenze. Lì abbiamo il demanio marittimo, abbiamo la Regione Veneto che è proprietaria del giardino botanico, che è la parte, diciamo, più gestita di questa porzione di litorale, abbiamo l'ente parco, abbiamo il comune di Rosolina. Abbiamo tutta una serie di enti che dovrebbero fare, ancora una volta il tema è quella della sinergia, fare sinergia affinché questo bene comune, che è la spiaggia di Porto Caleri, una delle spiagge più incontaminate di tutto il nord Italia, possa essere non solo visitabile e fruibile, ma anche tutelata come merita di esserlo, perché poi diventa durante le domeniche d'estate una specie di luogo dove si può fare quello che si vuole, perché siccome il posto è di tutti, non appartiene a nessuno, e quindi noi volontari ci vediamo costretti tutte le settimane a raccogliere i rifiuti che lasciano i turisti durante la domenica. E questa è una cosa che fa piangere il cuore, perché ci sono un'infinità di enti che dovrebbero in qualche modo lavorare in sinergia fra loro, mettendo dentro anche la buona volontà che ci mettiamo noi come volontari, mettendoci nelle condizioni di poter operare al meglio anche come volontari, e ci troviamo arenati da anni sul tema di cartelli vecchi che vanno sostituiti, di una segnaletica che va integrata, e ogni anno ci ritroviamo a discutere delle stesse cose, e noi volontari, non potendo fare le cose in abusivismo, siamo costretti ad alzare ogni anno un po' di più la voce nel megafono, sperando che qualcuno prima o poi ci ascolti. Allora, la domanda che volevo farle, sentire anche cosa ne pensate, io sono dell'idea che c'è qualcosa che non funziona su questo anello che dovrebbe formare una catena di giovani intrigati da quello che si può offrire, perché non sappiamo dove andarli a prendere o non ce li lasciano prendere. Perché dico questo? Perché mi sembra, Presidente Boschetti, che qualche dirigente voglia fare solo a scuola tutto a scuola, orti a scuola, teatro a scuola, musica a scuola, qualsiasi cosa a scuola. Questi ragazzi, quando hanno fatto le loro lezioni, la didattica o anche qualche laboratorio, a mio avviso, quando escono da scuola trovano il vuoto, perché non sanno dove andare, non conoscono, non sanno cosa sono. Se invece, come dice lei, sta spiegando, portando questi ragazzi a vedere gli orti urbani, a interagire con la biodiversità, conoscerla, capire cos'è la biodiversità, guardate, non lo sanno pochi, se non c'è magari qualcuno in famiglia o qualche appassionato, perché si nasce anche col DNA delle volte con questa passione, questi ragazzi trovano il vuoto. Lo sport che costa tantissimo. Ieri sera sono stata a una riunione dove c'erano queste realtà e non c'è niente, tutto costa tantissimo. Ma vuoi che portare i ragazzi fuori dalla scuola? No, costa il trasporto, la sicurezza. Però per andare a vedere la Francia o l'Inghilterra i soldi li trovano sempre. Là non c'è problema perché qualcuno vuole farsi il giretto, lo dico io, Presidente, non lo dice lei e neanche Mauro.
Capiamo che forse questi ragazzi dobbiamo andarli a prendere e portarli a toccare con mano quello che c'è nel territorio. Ci sarà qualcosa e qualcuno che interesserà questo ragazzo, che può diventare, perché loro vogliono essere protagonisti, loro sono stanchi della lezioncina in classe, non abbiamo risolto niente, per carità, non dico che non servono, ma non basta, bisogna portarli a toccare con mano quella che è la realtà del volontariato nel territorio. Come mai gli alpini, quando gli ospiti dicono abbiamo fatto i campi estivi, avevamo un numero incredibile di ragazzi, non ce l'aspettavamo e tutti volevano tornare? Ma qualcuno ascolta queste parole o non ascolta? Ascoltano il presidente Boschetti che ha detto guardate cosa siamo riusciti a fare, ecco, noi adesso non è che abbiamo trovato questo posto così, l'abbiamo creato noi. Mauro, cosa vuoi dire? Sbaglio io o c'è qualcuno che veramente non gliene frega niente, vuole tenerli solo là e loro si annoiano, perché dopo non è la stessa cosa di staccare la spina a fare le stesse cose a scuola. Prego Mauro. Qui sfondi una porta aperta perché... Sì, ma non entriamo da nessuna parte anche se sfondiamo le porte. Se ha il dramma, prego. Non è facile, dovrebbe essere facile. È la stessa cosa della disabilità, perché io quello che sto cercando, noi quello che stiamo cercando con la nostra associazione è di portare i ragazzi all'interno delle scuole, o portare i ragazzi delle scuole, perché il ragazzo disabile è una persona. Non è né diverso da lui, avrà delle fragilità diverse da un ragazzo. È diversamente agile e basta. Basta. Quindi facciamoli capire che queste sono persone e non sono degli extraterrestri. E quindi portiamoli fuori dalle scuole, portiamoli a vivere, a fare volontariato insieme. Ma perché l'educazione civica si deve per forza fare a scuola? Ma No, perché appunto, si deve fare a scuola? Presidente Boschetti, scusatemi ma devo correre perché ormai sto forando. Presidente Boschetti, ma perché l'educazione civica deve essere fatta a scuola? Portiamoli invece col WWF, con tutte le associazioni che ci sono, anche sul sociale. No, è troppo difficile, è complicato. E questo giovane non sa più cosa fare, guardate cosa stanno facendo pochi, perché la maggioranza sono bravi, io lo dico sempre tutte le mattine, ma non li vediamo perché fa comodo far vedere gli esempi negativi. Prego Boschetti. Devo dire, sì, è una situazione a livello generale, come dice sicuramente lei, ci sono grosse difficoltà a portare le scuole, sempre più difficoltà a portare le scuole fuori dai loro ambiti, perché la burocrazia che schiaccia, noi associazioni schiaccia anche il mondo della scuola. Soprattutto per quanto riguarda le responsabilità che comporta spostare dei ragazzi, e questo in tanti anni che faccio l'educatore, come educatore ambientale, me ne sono reso conto di quanto più difficoltà abbiano oggi gli insegnanti, anche meno motivazione a prendersi delle responsabilità, a portare in giro i ragazzi per la città, per esempio, perché le osi noi le creiamo anche in città, quindi basterebbe anche arrivarci a piedi, venirci a trovare a piedi senza necessità di utilizzare i pulmini, ma diventa un problema anche spostarsi a piedi al giorno d'oggi, per cui è tutto complicato. Però è vero che le osi WWF, quelle più strutturate, ne abbiamo una proprio lì alle porte di Vicenza, che è Stagni di Casale, ha un centro di educazione ambientale che viene utilizzato e frequentato dalle scuole, quindi non siamo alla canna del gas, c'è ancora la possibilità di incentivare questo tipo di turismo didattico. Sì, ma Boschetti, io non devo, lo dico tutte le mattine Boschetti, lo dico anche a Mauro Vettorello, io non devo essere fortunata di avere quello che dice Boschetti nel territorio e avere il dirigente che partecipa. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, perché vado a scuola e la scuola è conoscenza, è informazione, è cultura, è storia, è geografia. Vogliamo prendere questi ragazzi e farli toccare con mano? Ma lo sa che io ho fermato dei ragazzi, ho detto ragazzi dove devo andare o devo fare? A Cassugana, in centro storico a Treviso, Cassugana. Me guarda e fa, cosa sia sta roba? Come cosa sia sta roba? Devo andare ragazzi a Cassugana e non sappiamo, anche se è il municipio che ho detto Cassugana, vuoi capirlo che è il municipio? Ma dai, non lo sapevamo. Questi girano per la città, le statue non le conoscono, i fiumi non sanno che fiume sta passando, perché non glieli spiegano e non gli intrigano. E questa è la verità. Ma ho capito che c'è una didattica che va fatta, per carità, e non dico è una storia della scuola che...
Ma c'è anche altro dopo che questi ragazzi devono conoscere. I bambini all'asilo, alle elementari, cosa fanno? Dove li portano? Cosa conoscono? La ginnastica si fa dalla quinta elementare, ma vi rendete conto? Cioè veramente, guardi Boschetti, se vogliamo salvarli bisogna che ci uniamo le forze e tirarli fuori sti ragazzi. Mauro? No, difatti volevo prendere spunto da Boschetti, perché non facciamo qualcosa assieme? Facciamo qualcosa assieme, portiamo io parlo del mondo che vivo, che ogni giorno, a parte quello che fa, io dico che faccio altro nella vita, perché sono anche un imprenditore, però portiamo questi ragazzi con disabilità in queste osi e facciamo in modo che interagiamo e portiamo anche i ragazzi normodotati assieme e facciamoli lavorare assieme, perché il lavoro della terra è quello dove siamo nati, e quindi è quello che poi ci dà dei frutti io vedere tutti questi animali in questa osi, cioè a me che so che Michele, cioè io porterò sicuramente, dirò alla mia coordinatrice, portiamo i ragazzi di Oltre Indifferenza a vedere queste cose qua, perché a vedere questi animali che sinceramente si fa fatica a vedere in altri posti. Ma ti rendi conto che se io non invito Boschetti tu non sai che c'è sta roba, no, e a casa neppure mi sa neanche a Vladimiro. Prossima volta Vladimiro dimmi se conoscevi queste realtà. Boschetti comincia, perché ormai devo chiudere perché ho forato come al solito, ma non importa. Prego Boschetti. Intanto a me fa piacere che ogni volta che ci troviamo, ormai non è la prima volta, si possa raggiungere un pubblico anche con gli ospiti che avete in studio, perché si creano anche delle sinergie da queste occasioni, perché io non conoscevo questa associazione Oltre l'Indifferenza e noi a Rovigo abbiamo un'associazione con cui collaboriamo tanto, che è Amici di Elena, che ha le stesse finalità di Oltre l'Indifferenza, che hanno che io realizzato. Inviterò allora gli amici di Elena, poi mi darai il numero, Boschetti, ci hanno piacere di venire. Una bellissima realtà a livello di ristorazione vicino a Rovigo, a Villanova del Ghebo, si chiama l'Osteria della Gioia, e lavorano proprio con i ragazzi con disabilità che si occupano sia della cucina che del servizio in tavola, ed è veramente una bella realtà che andrebbe fatta conoscere. E noi come WWF queste iniziative le facciamo molto spesso con loro, perché, ripeto, il rapporto con gli animali, anche con gli animali selvatici, se c'è personale competente che li avvicina a questi ragazzi, sono un momento che rimane nelle loro memorie, nella loro, diciamo, anche conoscono realtà diverse, non sempre le solite, le stesse persone. Esatto. Sono isolati questi ragazzi, sono sempre là, dentro là. Quando organizziamo questi eventi anche nel quartiere dove vivo, San Pio X, spesso, anche pochi giorni fa ne abbiamo realizzata una, nella liberazione di animali selvatici del nostro centro recupero, che recupera gli animali feriti e poi li restituisce in natura. Facciamo il pienone ogni volta e questi ragazzi si vede proprio che gli si illuminano gli occhi. Grazie, devo chiudere, però io lascerei questo Boschetti, questo presidente, che forse assieme anche a Sveglia Venite e gli ospiti che ho questa mattina con il nostro Mauro Vettorello, poi vi darò i numeri così vi scambierete anche quello che vorrete fare, soprattutto l'importanza di far uscire, di mettere assieme queste persone, questi ragazzi, perché finché continuiamo a chiamarli disabili, anziani, di tutto e di più, noi non andiamo da nessuna parte. E i ragazzi, guardate che quelli che fanno quello che fanno sono più sensibili che quello che pensate. Il problema è che nessuno ha il coraggio di prenderli per mano, di scuoterli un pochino e di dire: guarda che il mondo gira anche da un'altra parte, vieni che te lo faccio vedere. Grazie ai miei ospiti, andiamo col video conclusivo cosa ha fatto il WWF a Rovigo e noi andiamo dopo in pubblicità.
E presento subito questi graditi ospiti. Abbiamo in presenza Lucrezia Favaro, assessore di Montebelluna al bilancio, tributi, patrimonio. Grazie veramente assessore di essere qui con noi. Grazie per l'invito. Saluto anche da Vicenza Suor Albarosa Bassani, consultore storico della Congregazione delle Cause dei Santi in Vaticano. Grazie veramente Suor Albarosa Bassani di essere qui con noi. Ecco, io sono veramente orgogliosa di averla ospite. E sa perché, Suor Rosa? Guardi cosa c'è qui davanti alla Mirella. Questa foto del piccolo Kevin, che purtroppo non c'è più, che ci ha lasciato perché non aveva forse una cosa importante, che è quella che salva la vita, magari l'airbag, che visto che la ricerca e la scienza e la tecnologia hanno portato a fare passi da giganti per salvare la vita, eppure tanti ragazzi non li abbiamo più. Io sono convinta, Suor Bassani, che questi ragazzi sono già santi, non hanno fatto niente, si muore a 10, 12, 15 anni. Cioè io sono convinta che già il Signore li ha già presi con sé e li sta veramente cercando di portare in un mondo migliore, perché non so se è un bel mondo quello che stiamo vivendo. Sono molto curiosa di sentire anche quello che dirà Suor Albarosa Bassani in merito a questo mondo e quello che fa lei. Però vorrei iniziare proprio con l'assessore Lucrezia Favaro. Suor Bassani, ascolti cosa dice questo assessore, perché se riesco a fare assieme a tante associazioni domenica questa raccolta di firme per poi fare una petizione a livello europeo di mettere l'airbag obbligatorio per i ragazzi che guidano le motociclette, se non avessi avuto il suo supporto e quello del sindaco e dell'assessore Claudio Borgia non sarei riuscita. Perciò grazie assessore Favaro. Allora vediamo anche la locandina. Cosa succederà allora domani, assessore, a Montebelluna? Prego. Domani a Montebelluna si festeggerà, in realtà si è già iniziato oggi, ma il culmine della manifestazione sarà domani, il ventennale del Vespa Club di Montebelluna. Nell'occasione quindi la mattinata sarà organizzata con una partenza da Madonna della Salute, dove i vespisti partiranno alle ore 8. Partiranno con mangiando le trippe, sostanzialmente, come è poi nella loro tradizione. Dopodiché, terminato questo momento conviviale, verranno verso Montebelluna, dove alle 10:30 circa è previsto l'arrivo di circa 1000 vespe. Quindi penso che sarà anche molto bello da un punto di vista poi scenografico vedere tutti questi veicoli. E poi da Montebelluna, dove verrà fatto un momento di accoglienza di questi vespisti con il sindaco, la banda, tutta l'amministrazione, e anche poi insomma un ricordo per Kevin, perché hanno voluto dedicare questo ventennale a questo ragazzo di 15 anni che tra l'altro avrebbe dovuto partecipare domenica perché si era già iscritto e non potrà appunto partecipare proprio perché è mancato, come sappiamo, mentre andava a scuola. Purtroppo c'è stato questo incidente a seguito del in Vespa, a seguito del quale è deceduto. Quindi i vespisti hanno deciso di dedicare questa giornata in ricordo proprio di questo ragazzo, sperando appunto che poi, visto che ci sarà, perché si inserisce anche quella raccolta firme che è stata promossa appunto da lei, che devo dire ha un cuore grande, perché si prende a cuore insieme poi alle mamme che hanno perso i loro figli in moto di un tema importante, che è quello della sicurezza stradale, perché o promuoviamo una consapevolezza che purtroppo quando si è in moto non c'è una protezione, perché se ti fai male sei tu e il tuo corpo e quindi rischi effettivamente di perdere la vita, e quindi si cercano tutte quelle che sono le alternative per evitare questo tipo di morti, soprattutto per i giovanissimi, oppure rischiamo di dover avere non solo Kevin ma altri continui morti da dover ricordare. E proprio per evitare questo a Montebelluna partirà, grazie appunto a Mirella, che devo ringraziare perché veramente si è impegnata per inserirsi e per far partire questo progetto insieme alle altre mamme, partirà questa raccolta firme per l'airbag obbligatorio. Allora capisce, Suor Albarosa Bassani, quanto è importante averla ospite questa mattina
questa mattina, dove lei ha sentito, ecco, dalla voce dell'assessore e dalla mia quanto importante sono queste giornate, ma quello che veramente fa impressione è che sono queste mamme, questi genitori che si sono rimboccati le maniche, suor Alba Rosa, per cercare di far capire che non si può morire così, che bisogna fare qualcosa. Ecco, cosa ci dice? Poi parleremo anche dei santi e di quello che fa suor Alba Rosa Bassani, che è una cosa importantissima, e ci spiegherà, non è mica così semplice neanche diventare santo, è molto lunga la storia. Prego, suor Bassani. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio dell'invito che mi ha fatto. Io mi sento inadeguata per rispondere a queste domande, rispondo con il mio buon senso di persona che ha vissuto la vita e dico: è vero, è il dono della vita, l'unicità di ogni persona, specialmente dei figli che sono giovani, che hanno tutto il futuro davanti. Questa unicità va presa, va curata, va protetta. E quindi perché non può essere sprecata per un incidente, per qualcosa che si poteva evitare? Ecco, di fronte al valore inestimabile, irrepetibile di una vita, veramente la società dovrebbe investire ed avere a cuore per prima cosa questo. E parlo di tutta la vita, anche a tutti i livelli, dal livello della nascita, al livello della cura della malattia, al livello della cura e l'accompagnamento dell'anzianità. Ecco, questo fa parte tutto di capire questo valore che Dio ci ha dato nelle mani, del quale siamo anche chiamati a rendere conto. Ecco, con quel poco, quello che abbiamo. Suor Alba Rosa, allora ci spieghi anche cosa fa lei? Ecco, l'ultimo caso che abbiamo sentito è che molti hanno chiesto se è possibile far diventare santo, beato Sammy Basso, e lei ha spiegato molto bene. E la mia domanda è anche questa: ma come ce l'ha fatta, mi scusi, su Alba Rosa, come figura femminile, entrare in un contesto dove vedevamo solo le figure maschili? Come ce l'ha fatta? Questo Papa Francesco, dico sempre che non ci fosse, dovremmo inventarlo, che ha dato spazio alla figura femminile anche all'interno del clero, di tutto. Sì. È vero o non è vero? Veramente, sì. Questo Papa è una cosa unica. Prego, suor Alba Rosa, ci spieghi un pochino allora la sua missione, perché è una missione anche la sua, con tutti gli occhi puntati addosso. Ma questa suora deve fare qualcosa. Sentite. Sì. Prego, suor Alba Rosa. Allora, io non è che ho fatto niente per farcela, è la vita che mi ha condotto. È incredibile come io sia stata condotta proprio per strade che non mi aspettavo, perché io insegnavo matematica e scienze alla scuola media e scienze anche alle superiori, e per una occasione casuale, fortuita, diciamo, noi siamo le suore maestre di Santa Dorotea, figlie dei Sacri Cuori. Siamo cioè le Dorotee fondate da Giovanni Antonio Farina, un sacerdote che nel primi decenni dell'Ottocento ha pensato alla donna, la donna figlia del popolo, alla quale nessuno pensava, la società non è che desse attenzione a questo, che la donna che a quel tempo era prevalentemente analfabeta. E lui è stato l'iniziatore dell'educazione femminile popolare nella provincia di Vicenza. Poi è diventato vescovo, quindi ha fondato per questa scuola, per questa istruzione e per un'altra forma di bisogno che è la malattia e l'anzianità. Lui quindi per l'educazione, per l'assistenza, per il prenderci cura delle fragilità e dei bisogni, lui ha fondato questo istituto. E poi lui è diventato vescovo, 10 anni vescovo di Treviso, 28 anni vescovo di Vicenza. Allora, ovviamente il desiderio delle suore era
era quasi passato un secolo dalla sua morte, lui è morto alla fine dell'Ottocento, e desideravano farlo santo perché valeva veramente la pena, perché era chiamato l'uomo della carità, il vescovo dei poveri, quindi si è dedicato tutta la vita agli altri. Ecco, per questi valori di carità straordinaria meritava, secondo il nostro desiderio, di figlie sue. Però aveva una calligrafia illeggibile. Avevamo nell'archivio nostro storico, bene organizzato da lui, ancora appunto da quando lui era in vita, avevamo moltissimi scritti suoi, e però nessuno li aveva letti perché aveva una calligrafia veramente molto difficile. E io casualmente, cioè per così naturalmente, ho un dono che Dio mi ha dato di leggere la calligrafia difficili. Allora ho cominciato così, come passatempo, insegnando matematica, studiando chimica, eccetera, come passatempo a leggere e a trascrivere e a ordinare queste carte che abbondanti erano conservate nel nostro archivio. Quindi si è aperta davanti a me una vita parallela dell'insegnamento a scuola e nello stesso tempo di questo campo di conoscere quest'uomo dai suoi scritti. E non c'è niente più rivelatore degli scritti personali, perché gli scritti personali, specialmente quelli che uno scrive, le sue memorie, le sue riflessioni, le raccomandazioni alle persone, le lettere, ecco, queste rivelano la sua personalità. E quindi ho iniziato questo lavoro parallelo. A un certo punto la madre generale, perché noi religiose siamo impegnate per obbedienza agli impegni che ci affidano, alla missione che ci affidano le superiori. E la madre generale mi ha chiesto di lasciare la scuola e di dedicarmi a questo. Allora mi sono dedicata completamente alla ricercare anche le carte che c'erano in giro, e essendo stato vescovo c'era nell'archivio della Curia di Treviso, c'erano tantissimi lettere. Per fortuna allora non c'erano i media, non c'era WhatsApp, per cui sono rimaste le tracce ben scritte. Poi nell'archivio di Vicenza, nella diocesi di Vicenza, e poi ho visto che i carteggi più grandi li aveva fatti come vescovo, sia con la Casa Imperiale d'Austria. Noi eravamo a quel tempo Lombardo-Veneto sotto il governo austriaco, e soprattutto con il Vaticano, e quindi sono andata all'Archivio Vaticano come ricercatrice, incaricata dal vescovo, nominata dal vescovo in una commissione storica, di ricercare le tracce, le testimonianze di quest'uomo. E lì sono rimasta 5 anni all'Archivio Vaticano. Ho raccolto, oltre all'Archivio Vaticano, ho fatto una trentina di archivi in Italia, in Austria, raccolto. Voi quello che vedete dietro di me, tutta quella serie di raccoglitori, sono la documentazione raccolta per la causa, sono 20.000 pagine di documenti. Che Ferma Suor Albarosa, perché voglio sentire cosa ne pensa. Ma avete capito che siamo a scuola anche questa mattina con Suor Albarosa, o sbaglio, Assessore Favaro? Cosa dice a questa suora, questa figura femminile che ha capito che oltre all'insegnamento aveva anche un'altra passione, una passione che un po' alla volta è diventata sempre più impregnante, più coinvolgente, più intrigante? Prego, Assessore Favaro. Sì, è una testimonianza veramente bellissima e ringrazio, perché io sinceramente non mi aspettavo questa mattina di poter ricevere questo dono ascoltando le parole di Suor Albarosa, perché lei racconta proprio di un dono che il Signore le ha dato e che lei ha scoperto piano piano
perché prima è passata per altre esperienze e poi questo dono si è fatto, da quello che si è capito, sempre più preponderante, e quindi le ha fatto capire quello che era il suo percorso di vita e quello su cui doveva dedicarsi. Credo sia proprio un messaggio molto bello anche per i telespettatori, ma anche penso per i giovani, di seguire la vita e capire poi man mano i messaggi che il Signore ci lascia per capire quella che appunto sarà la nostra strada, il nostro futuro. E non vede anche in questa figura femminile, assessore di Suor Albarosa, una determinazione nella sua pacatezza, però una determinazione incredibile, ma ce l'ha nel DNA. Suor Albarosa, guardi che io lo vedo, lo sento questo. Prego, Suor Albarosa. Sì, penso proprio di sì. È anche quello è un dono che Dio mi ha dato e che ho messo in... Cioè, l'ho avuto tra le mani e l'ho adoperato. Cioè, si chiamano i talenti della parabola detta da Gesù nel Vangelo, no? Di saper fruttare i talenti è molto importante. Metterli a servizio degli altri, ecco, non saperli sfruttare per noi. Ed è stato lì, riprendendo il discorso, che mi sono trovata all'Archivio Vaticano tra le pochissime donne presenti. Allora c'era qualche studioso, all'Archivio Vaticano arrivano solo laureati, l'accesso è dato non a studenti ma a laureati da tutto il mondo senza preclusione di confessioni, basta che la serietà scientifica delle ricerche che fanno. E allora questi uomini, la maggioranza erano uomini, che si meravigliavano che io fossi dedicata allo studio come donna. Allora io mi sono difesa e ho detto: voi uomini non vi rendete conto che noi donne non siamo meno intelligenti di voi. Noi semplicemente abbiamo anche da Dio, insomma, come donne formiamo la famiglia, dobbiamo crescere i figli e tante volte si rinuncia alla carriera proprio per dedicarsi a questo. E dico, io ho la fortuna di avere dietro le spalle una famiglia che pensa a tutto quello di cui ho bisogno, per cui posso dedicarmi. La famiglia, intendo le mie sorelle religiose, per cui io posso dedicarmi completamente alla ricerca. Ecco, in questo senso mi sono ben difesa, ecco, come e anche ho messo un po' quello che pensavo. Suor Albarosa, abbiamo l'assessore Favaro che è assessore al patrimonio, perciò io penso che questa mattina non a caso ci sia questa conoscenza. Quanto è importante, cosa vorrebbe dire a questa assessore donna, giovane, che ha veramente un impegno importante perché ha nelle mani il patrimonio della sua città e far conoscere questo patrimonio specialmente alle figure più fragili, che sono i giovani, i diversamente giovani, i diversamente agili, come li chiamo io, perché non mi piace chiamarli disabili, odio questa parola, Suor Albarosa, cerco di usarla meno possibile, sono solo diversamente agili. Ecco, cosa vorrebbe dire Suor Albarosa a questo assessore che ce la sta mettendo tutta? Avete sentito come ha spiegato l'importanza anche della giornata di domani? Prego, Suor Albarosa. Allora, io vorrei dire solo una cosa. Intanto lei è giovane, quindi ha davanti una missione che sarà lunga, ecco. Le parole che ha detto Francesco a ottobre, un mese fa, al Sinodo dei Vescovi, al Sinodo straordinario che ha fatto. Siccome a Francesco, e poi magari lo vedremo nel discorso, ha sfruttato moltissimo la presenza, ha utilizzato le donne all'interno del Vaticano. E lui ha detto a ottobre: vedo che i ruoli che ho affidato alle donne nei dicasteri, magari dopo spiego che sarebbero i ministeri, corrispondono ai ministeri dello Stato, i dicasteri della Chiesa, vedo che dove ho messo le donne le cose funzionano meglio, perché loro hanno un qualcosa in più. E lui ha detto proprio una parola e ha detto sono acute nei loro giudizi. E io aggiungo, cioè, abbiamo delle doti di intuizione, di determinazione e anche facciamo le cose, cioè quando ci è affidato un compito,
Sarà che la donna è fatta per la maternità, per la famiglia, cioè quando hai un compito tra le mani lo porti a termine. Ecco, proprio, credo che anche questo sia insito nella natura delle donne, e questo lo voglio dire così come incoraggiamento alla giovane assessore. Allora sentiamo anche l'assessora o assessore come risponde a questo, diciamo, incitamento di andare avanti, di non mollare, di credere in quello che fa. Prego, assessore. Grazie, ringrazio per queste parole che poi sono quelle di Papa Francesco e che sono particolarmente significative, perché è vero che la Chiesa probabilmente, come veniva anche descritto, è un ambiente dove le donne hanno avuto meno spazio, ma ricordiamo che anche in politica le donne cominciano ad avere un po' di spazio negli ultimi tempi, perché fino a qualche tempo fa penso fosse impensabile la possibilità di accedere per le donne a dei ruoli di governo della propria città, o anche arrivare ad avere una Presidente del Consiglio donna, situazione a cui siamo arrivati da ultimo, ma che fino a qualche tempo fa penso fosse assolutamente inimmaginabile. È un incoraggiamento che mi porto a casa, mi porto nel cuore. Spero ogni giorno di fare quel poco che riesco nel modo migliore e di rendere conto ai miei cittadini che mi hanno dato fiducia, perché nel momento in cui ci si candida per un ruolo in consiglio comunale, voi sapete, le persone devono scrivere il nome nella scheda elettorale, e il fatto che una persona non metta soltanto una X su una lista o un candidato, ma arrivi a scrivere un nome, un cognome, significa che ti ha attribuito un incarico, una funzione importante, e noi non possiamo dimenticare questo e non possiamo deludere chi ha fatto tanto per noi, rendendo conto e cercando di fare del nostro meglio nelle possibilità che abbiamo. Grazie. Grazie a lei, molto chiara, grazie veramente, assessore Favro. Allora io adesso vorrei vedere questo Vox di Sammy Basso, perché dobbiamo ricordare, oltre a Kevin, anche Sammy Basso, che magari sono lassù assieme, per far capire l'importanza di quello che lasci, di quello che hai seminato. Anche in poco tempo hai seminato tanto, e qualcuno ha raccolto, che sono tutte le persone che vorrebbero che Sammy Basso diventasse beato. Andiamo a sentire e poi sentiamo cosa ci dice veramente Suor Albarosa Bassani, come si può fare e se si diventa beato quanto tempo ci vuole, che non è mica così semplice. Andiamo a vedere il Vox e ricordiamo anche Sammy Basso, oltre a Kevin e a tutti i ragazzi che non ci sono più. Le parole intense dell'ultimo messaggio, letto postumo durante i suoi funerali, un invito ad abbracciare la vita e le sue fatiche con fede profonda. Il testamento spirituale di Sammy Basso ha fatto esprimere a molti il desiderio che si avvii il processo di beatificazione per il ricercatore vicentino affetto da progeria. A confermarlo il vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto, che ha tuttavia ricordato come per l'avvio di un'eventuale pratica occorre attendere almeno 5 anni. Ma il prelato ha espresso la sua disponibilità e molti trevigiani accolgono favorevolmente questa apertura. Posso essere possibilista, perché no? Si andrà a verificare quella che è stata la sua vita, che comunque è stato veramente un esempio per tanti. È stato un esempio meraviglioso veramente. Ho trovato toccante la sua lettera, l'ho trovata un esempio sia per chi è cattolico che per chi non lo è, e se la comunità dei credenti è d'accordo, sono d'accordo anch'io. E sicuramente il messaggio che ha lasciato è un messaggio forte a tutti noi, a tutto il mondo, quindi sicuramente io sarei a favore di questa cosa. Sicuramente dobbiamo prendere esempio tutti dalla sua vita, dalle sue parole, dai suoi insegnamenti. Il Dicastero Vaticano delle Cause dei Santi ha sottolineato che per l'avvio del percorso è necessaria una fama di santità, con un primo eventuale riconoscimento di Sammy quale servo di Dio, quindi di venerabile. Poi per la beatificazione si dovrebbe produrre la prova di un miracolo per sua intercessione, elementi che portano altri trevigiani a esprimersi con maggiore prudenza. Non cambierebbe niente secondo me la beatificazione per quello che ha fatto, secondo me per
quello che ha dovuto passare, la beatificazione, che ci sia o non ci sia, non cambierebbe la situazione. Ha fatto per se stesso, soprattutto per la malattia che aveva e anche per chi ce l'ha, questo sono d'accordo, ma proprio di farlo beato non saprei. Sarei a favore certamente, però bisogna lasciar fare non so, alla Chiesa, o ci vuole un po' di tempo dal mio punto di vista per decidere cose così importanti. Allora, prima di dare la parola a Suor Albarosa Bassani, perché sentiremo cosa ci dirà, sentiamo la nostra Giusy da Treviso. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo fare una domanda alla suora Albarosa un po' provocatoria, se mi acconsente. Se le suore di clausura, madre, hanno qualche compito, essendo sempre chiuse in istituto, perché potrebbero essere utili magari a far compagnia su qualunque posto, insomma, a persone che sono sole. Chiedo solo se hanno fatto un voto per rimanere chiuse così, insomma. Non hanno bisogno di evadere un po', questo volevo chiedere. La ringrazio. Allora sentiamo anche come risponde Suor Albarosa a Giusy e poi a quello che abbiamo visto per far diventare semibasso beato. Prego, Suor Albarosa. Sì. Allora, nella Chiesa ci sono varie forme di vita religiosa e ci sono anche in altre religioni varie forme di dedizione religiosa alla religione che si professa. Ci sono gli istituti di vita apostolica che quindi si dedicano proprio nel campo sociale per l'educazione, l'assistenza, il recupero degli schiavi che sono stati nella storia, il recupero delle persone fragili, eccetera. E ci sono quelle che si dedicano per scelta alla contemplazione. Quindi non è che facciano un voto in più, loro scelgono queste istituzioni che hanno a carattere contemplativo, si dice, cioè scelgono di essere nel cuore della Chiesa l'anima, di pregare per il mondo. Non è vero che non sono utili al mondo, perché loro sono, intanto conosco le carmelitane qui di Vicenza personalmente, e sono le più attente, le più aperte a tutto quello che avviene nel mondo, quindi sono collegate con i media e mettono le intenzioni. Loro passano la giornata tra lavorare, si dedicano a delle attività che possono anche aiutarle a sopravvivere, e a lavorare e a pregare, e hanno nel cuore, accompagnano il mondo e sono un po' il carburante che ci aiuta ad andare avanti, a noi che magari non siamo neanche coscienti di dovere alla loro preghiera l'aiuto che ci arriva. Ecco, io risulto così, e devono avere, questa scelta è più difficile, questo è il mio pensiero, perché uno per fare una scelta deve avere anche un buon equilibrio psichico, perché passare la vita all'interno di una struttura limitata non è semplice. Ecco, la vita di Santa Teresina, ad esempio, ci dà delle testimonianze a questo riguardo. La vita quotidiana è molto più faticosa, infatti la santità quotidiana è quella che viene richiesta, non tanto la cosa straordinaria. E queste, ecco, non so se ho risposto a sufficienza. Sì, Suor Albarosa. Allora, prima di rispondere per quanto riguarda semibasso beato, abbiamo un'altra telefonata, Sandra da Padova. Vai Sandra. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno agli ospiti illustri. Volevo dire una cosa. Io quando ero bambina andavo dalle Dorotei in via San Pietro a Padova, e ero alle elementari, il pomeriggio di domenica, poi c'erano i vespri, poi giocavamo, cioè io avevo io e questa suora piccolissima, perché era bassa di statura, era una gioia solo a vederla, perché aveva il sorriso continuo, era giocherellona, io ho un ricordo bellissimo. Poi volevo dire l'ultima cosa. Io ho sentito nelle varie curriculum veramente stupendo di Basso, che è stupendo, dico solo questo, che lui
come tutti i ragazzi e ragazze quando sono nell'adolescenza hanno le crisi. Non credo, credo, addio, non credo. È normale, è normale. Poi trovano la loro strada, chi ci crede e chi non ci crede. E lui ha avuto questa cosa, come tutti, perché era giovane. Cosa ha fatto lui? Non si è limitato a dire, beh, ma Dio esiste o non esiste. Lui ha preso, si è informato studiando tutte le religioni del mondo, gli indù, cioè tutte, i musulmani, tutte, e poi alla fine ha scelto Dio. Allora io credo che questo sia un significato per far capire alla gente che bisognerebbe che si informasse, perché è inutile dire ma abbiamo capito, Sandra, devo chiudere, se no non ce la faccio. Ecco, però sei stata molto chiara e ti ringrazio di questa telefonata. Prego, suora Albarosa. Allora parlo volentieri di Sammy perché mi ha colpito moltissimo. Dunque premetto che bisogna capire anche, lei mi ha fatto la domanda, potrebbe essere santo un domani. Allora, chi è il santo? Il santo, noi avevamo idea che il santo fossero alcune persone privilegiate, perché nella storia millenaria della Chiesa sono stati canonizzati dei personaggi speciali, oltre ai martiri, abati, monache, sacerdoti, e avevamo l'idea che fosse riservata a qualcuno di particolare. In realtà già Papa Giovanni Paolo II ha fatto capire, lui diceva ai giovani: cercate la santità nella vita quotidiana. Nella vita quotidiana. Quello che poi Francesco dice è la santità della porta accanto. Questi due papi hanno come applicazione, per far capire che la santità è raggiungibile, cosa fanno? Suggeriscono al Dicastero dei Santi di trovare questi modelli da proporre al mondo, che sono modelli normali, di vita normale, quindi laici, papà, mamma, ragazzi, persone normali che nell'ambito del lavoro, e perché la santità sta nella vita quotidiana. Infatti Sammy nel suo testamento ha detto: io ho vissuto la mia vita felicemente senza eccezioni, e l'ho vissuta da semplice uomo, con momenti di gioia, momenti difficili, voglia di fare il bene, riuscendo talvolta e talvolta anche fallendo. Ecco questo. Lui dice: non ci sono state battaglie da compiere, ma c'è stata semplicemente la vita, un dono che Dio mi ha dato, e lui l'ha vissuto man mano, ecco, nella sua vita. Impegnandosi, ha trovato la strada con la ricerca che l'ascoltatore ha ricordato, e l'ha vissuta normalmente, lui da uomo, cioè uomo che cade, che si rialza, e ha lasciato una testimonianza straordinaria. Allora non so se la domanda sia, adesso voglio recuperare un po' Mirella, se mi ha fatto la domanda come potrebbe essere condotta la causa. Sì. Ecco, allora, come è stato detto anche dal Vescovo, di solito la Santa Sede aspetta 5 anni. È una cosa di prudenza, perché l'entusiasmo che si ha quando muore un personaggio che ha fatto del bene, una persona amica che abbiamo conosciuto, quell'entusiasmo lì è importante. Intanto la qualità dell'entusiasmo dell'ammirazione nei riguardi della persona, la qualità, che è un'ammirazione che non va solo per le cose che ha fatto, ma soprattutto come ha vissuto e i valori che ha trasmesso. Questo è. E in particolare, cos'è la fama di santità? È quella che la gente comune sente, non la Chiesa. Non è la Chiesa che dice c'è fama di santità, che la crea, ma viene percepita
dalla gente, dai fedeli, dalla gente comune. E cos'è che percepisce la gente? Che questa persona, vivendo in questa maniera, ha qualcosa di più dentro, ha qualcosa di più che lo carica, è una carica, cioè una presenza. In questo caso, lo ha detto anche Sammy nel suo testamento, è Dio che mi ha accompagnato, è Dio che mi ha condotto nella vita al quale io devo tutto. Ed è questo che lui ha fatto sentire agli amici senza magari chiamarlo Dio. Vissuto una bontà straordinaria, una carica di entusiasmo straordinaria, una positività straordinaria nonostante tutti gli ostacoli che accompagnava la sua situazione. Ecco, questa è la fama di santità e questa è la cosa che deve verificare la Chiesa, verificare dell'esistenza. Quindi aspetta 5 anni che si sfiammino un po' gli entusiasmi, quelli che sono passeggeri. Se questo fama, questo concetto che hanno le persone, anzi a un certo punto le persone hanno una certezza nella fama di santità, che lui è sicuramente vicino a Dio. L'ha detto prima Mirella, Kevin vostro è senz'altro vicino a Dio, con Sammy, con tanti altri ragazzi. Quando hai la certezza che una persona, senti che la persona è vicina a Dio, cosa cominci? A pregarla. Quindi cominci a affidarti al suo aiuto, a sentirla vicina, accompagnami, tu che sei vicino a Dio, aiutami a fare questo, quell'altro. E ottengono anche delle grazie. Quindi questo concetto con le grazie, questo concetto, questa grande stima e con le grazie che possono avvenire, la Chiesa, se verifica che cominciano ad esserci queste testimonianze, avvia un processo che è lungo perché deve passare prima in diocesi la raccolta di testimonianze. Grazie Suor Alberò, io l'ascolterei per ore. Cosa dice Assessore? Cosa vuole dire a questa Suora Albarosa che con parole semplici sta spiegando una realtà complessa che non conosciamo, ma abbiamo piacere di conoscere, di sapere, perché non ci dicono mai niente, non conosciamo, non sempre abbiamo la fortuna di sentire le parole di Suor Albarosa Bassani, ma soprattutto a Papa Francesco che ha dato la possibilità a questa suora di esprimersi, di portare avanti anche quel credo che ti fa arrivare vicino al Signore, a Dio, accompagnandolo in un percorso, di non aver paura della morte. Io ho avuto Suor Bassani, una tanologa, tanti dicono ma cos'è sta roba? Ed è una persona che insegna ai bambini per essere accompagnati nell'aldilà, di non aver paura della parola morte, capire cos'è la vita. Ed è stato interessantissimo, Suor Albarosa, sentire che ci sono queste realtà, ma se non le conosciamo come facciamo a capire? Come faccio a non aver paura da bambino della parola morte? Se nessuno mi insegna. Perché poi magari poi a 13-14 anni alzo l'asticella perché mi dà l'adrenalina e magari conosco immediatamente la morte perché arriva in un secondo, in un soffio. Ecco, non ci sono più. Prego, Assessore, cosa vuole dire dopo aver sentito questa meraviglia di donna, di suora che è Albarosa Bassani? Quello che colpisce è la delicatezza con cui Suor Albarosa tratta questi temi così complessi e anche così tecnici, perché come ha spiegato c'è tutto un procedimento che poi porta alla decisione finale in merito alla santità di una persona, che poi è anche un po' nella descrizione che ha fatto anche un po' simile al percorso che si segue per l'intitolazione delle vie o degli edifici, perché anche lì c'è un tempo proprio di 5 anni che deve essere atteso proprio per verificare per prudenza che quella persona poi effettivamente in quel lasso di tempo non venga poi valutata in maniera diversa poi dalla popolazione o magari si perda l'interesse per quell'intitolazione. E io cosa posso dire se non che ringrazio appunto lei Mirella per averci dato l'opportunità di ascoltare queste parole, di sentire
proprio da una personalità così, appunto, dicevo, tecnica, precisa, ma allo stesso tempo così dolce, perché quello che emerge dalle parole di Suor Alba Rosa è un animo buono, un animo delicato, pacato, e questo credo sia molto bello e anche un messaggio positivo che la Chiesa deve dare anche per attrarre i giovani, perché purtroppo credo che molti giovani abbiano perso la spiritualità un po', no? E questo forse è il motivo per cui un po' con la vita non si pone tutta questa grande attenzione al dono della vita, perché si è presi da altro e non si riflette invece abbastanza su questo dono. Grazie veramente anche a lei, Assessore Favero, per quello che ha detto e quello che ha cercato di esprimere anche con semplici parole. Quello che non riesco a capire, Suor Alba Rosa, è cosa sta succedendo con questi ragazzi, ragazzini, queste famiglie, con questa aggressività, che hanno perso un percorso di vita meraviglioso. Quanto bella è la vita. È una cosa, io ci credo tantissimo, io starei qua per sempre, Suor Alba Rosa, sto così bene, nonostante i problemi, le difficoltà, io sto benissimo, anzi più problemi ho, più mi carico, non so, forse qualcuno, come dice lei da lassù, qualcuno mi ama, e sto cercando, come dice lei, di mettere questa famosa goccia per aiutare la comunità. E la comunità che mi sta più a cuore, Suor Alba Rosa, sono le fragilità. Queste fragilità dimenticate che vivono in una solitudine pazzesca e non sanno difendersi. E qualcuno non ascolta invece che bisognerebbe prendere per mano, capire come fare per aiutare, visto che c'è la possibilità. Perché io dico sempre, Suor Alba Rosa, è inutile che siamo 7.500 associazioni di volontariato, se ognuno fa ogni cosa e poi troviamo il diversamente giovane solo in casa o che si suicida o che non riesce a mangiare, a curarsi, come non ci fossimo. Ecco, noi dobbiamo arrivare alle fragilità, ma tanti mettono i paletti, non vogliono, perché toglie la visibilità a qualcun altro e chi ne soffre sono le fragilità. Ecco, che messaggio vuole dare questa mattina? Cosa si può fare per far capire che dobbiamo tutti insieme fare comunità e aiutare? Prego. Io mi rivolgerei innanzitutto alle famiglie, alla famiglia. La famiglia che c'è molta solitudine, diceva Mirella, e i ragazzi hanno questa solitudine, cioè mancanza di chi li ascolta, mancanza di chi si mette al loro livello a fare uscire quello che sono le loro problematiche, le loro difficoltà della crescita. Allora, mancanza di ascolto da parte della famiglia che si accontenta, che magari si accontenta, cioè crede sia la migliore soluzione di dare ricchezza, di accontentare, di non far mancare niente. Magari invece manca l'ascolto. E poi il fatto che i ragazzi maneggiano uno strumento che è una bomba in mano loro, che è tutto il mondo online, e lì hanno altri modelli, cioè sembra che siano trasportati in un altro mondo anziché quello del contatto reale con le persone, per cui si confrontano continuamente con modelli sbagliati, modelli devianti, diciamo, e arrivano appunto a modelli di violenza, modelli di benessere, di bellezza, di perfezione, perché tutto quello che non è così, che è fragilità, mancanza di qualcosa, viene disprezzato e viene... Ecco, io direi che la prima cosa, non so curare le famiglie, non so sensibilizzare la famiglia in questo senso, e poi appunto la politica, la società, che investa in questo, per esempio le strutture di ascolto, l'aspetto psicologico. Noi nella nostra scuola, noi abbiamo una grossa scuola che va dalla scuola materna ai licei, con 5 indirizzi di liceo, e ci sono 2 persone psicologhe
sono due suore. Scusi, Suor Albarosa, che ci sono due classi che la stanno ascoltando, perché avrò gli insegnanti dopo di lei, perciò volevo dirglielo anche all'assessore che vi stanno ascoltando due classi dell'Istituto Sansovino di Oderzo. Prego, Suor Albarosa, volevo che lo sapesse. Grazie. Allora viene proprio a proposito questo. Ci sono due sportelli di ascolto, li chiamano, per ascoltare sia i ragazzi sia le famiglie, sempre disponibili. Quindi la scuola mette dentro al programma, senza chiedere nient'altro in più di contributo, questo ascolto. Io credo che anche questo, seguire le famiglie e ascoltare i ragazzi per individuare le fragilità e per aiutarli. Ecco, questo io dico, dopo nel campo della politica non mi azzardo. No, meglio, Suor Albarosa, rimaniamo in questo campo che è bellissimo. Sa però cosa volevo dire, Suor Albarosa, lo dico anche all'assessore e ai ragazzi che stanno ascoltando e anche ai loro professori. Io ho accompagnato a un grande Luna Park che avevamo qui vicino a casa, un Luna Park, una tradizione nostra storica, una ragazzina, Lisa, che praticamente non parla ma sente, e lei è molto isolata. Pensi, Suor Albarosa, che abbiamo dovuto prendere un avvocato per farla andare a scuola. Questa bambina è stata adottata da una famiglia con altri due fratellini, perciò questa famiglia li ha portati a casa tutti e tre per non dividere i fratelli, senza però capire, perché nessuno gliele aveva detto che Lisa aveva questa difficoltà. Non le dico le pene, le sofferenze di questa mamma, che è una guerriera comunque, però Lisa ha bisogno di stare assieme ai ragazzi. E quella sera a Luna Park mi ha detto: Mirella, io voglio stare con i ragazzi, voglio conoscere. Sa cosa ho fatto, Suor Albarosa? L'ho presa, sono uscita io e lei, e tutti i gruppetti di ragazzi che incontravamo nel percorso li fermavo e gli dicevo: ciao ragazzi, questa è Lisa. Lisa non parla ma ascolta. E voleva salutarvi. Sa cosa facevano questi ragazzi, Suor Albarosa? Non dicevano ciao a Lisa, la accarezzavano, la toccavano, il contatto, senza che nessuno dicesse niente, perché io ho detto dite ciao. La prima cosa, mi vengono ancora i brividi, Suor Albarosa, la prima cosa che facevano, toccavano Lisa, l'accarezzavano. Ma sono andata anche dove certe persone mi dicevano: no, non andare da quel gruppo là, guarda come sono vestiti, no, quelli. Forse sono stati i più sensibili, perché abbracciavano Lisa, proprio l'abbracciavano. Lei non ha idea per Lisa cosa sono stati quei momenti. Ha detto alla mamma: io voglio tornare anche domani qui, mamma, portami anche domani qui. Pensi quanto patrimonio, patrimonio umano abbiamo di questi ragazzi che non conosciamo, che li isoliamo, li etichettiamo come delinquenti, spacciatori, fannulloni. Ecco, io vorrei invece dire a questi ragazzi anche che stanno ascoltando che siete meravigliosi. Allora, come ci saluta Suor Albarosa, perché ho forato, devo assolutamente fare dopo un altro collegamento, spero di averla ospite ancora, arriveremo anche a trovarla se ci lascia. Cosa dice, Assessore? Andiamo a trovare Suor Albarosa, perché è veramente un insegnamento incredibile. Prego, Suor Albarosa. Io vorrei salutare solo con le parole di Sammy. Di fronte alla vita che ha le difficoltà, noi abbiamo la capacità di trasformare in positività la fatica delle fatiche che incontriamo. Ecco, avere il coraggio di investire le nostre energie, anziché nell'aggressività, nel trasformare positive le cose che incontriamo, che ci fanno far fatica o ci fanno soffrire. Ecco, questo. Grazie veramente, Suor Albarosa. Bassani, sentiamo come ci saluta l'assessore Lucrezia Favaro. Io vi saluto intanto ringraziandovi per l'opportunità, ringraziando Mirella e ricordando che domani a Montebelluna ci sarà questo raduno con 1000 vespisti e che durante il raduno per il ventennale dell'associazione sarà possibile firmare per una proposta di legge in tema di airbag nelle moto. Quindi vi invito a partecipare e grazie ancora per l'opportunità. Grazie anche a lei, Assessore, grazie ancora veramente a Suor. Prego, vuole dire qualcosa, Suor Albarosa? Ringrazio solo di questa
che ritengo una fortuna di aver potuto partecipare. Vi ringrazio e vi incoraggio ad andare avanti. Comunque se vuole vedere questa sera su Google vede Sveglia Veneti, vede tutta la puntata e vede anche i ragazzi che ospiterò, ecco, dopo di voi con i loro insegnanti, perché bisogna anche ascoltarli e lasciarli parlare anche loro. Io penso che dobbiamo fare anche questo. Grazie, grazie, grazie ai miei ospiti, pubblicità. Che per anni è stata attanagliata dal problema che veniva considerato più estetico che invece genetico ed autoimmune, come è la natura della malattia. Mi pregio di informare, sensibilizzare e condividere la malattia. Questa malattia che è una delle più antiche, perché se lei pensa che anche Tutankhamon ne soffriva, stiamo parlando di migliaia di anni. È un'associazione che si avvale dell'aiuto e della collaborazione di tantissime persone, di persone che ci mettono il cuore e ci mettono il loro impegno per portare avanti la richiesta di esigenze ben determinate. È una malattia ad ora considerata rara, cosa che non è assolutamente, visto i numeri che circolano riguardo a questa patologia e di chi ne soffre. Grazie Claudia Cassia, scusate ma c'è una scaletta incredibile questa mattina, hanno fatto un po' di confusione, ma l'importante è sentire cosa dicono le persone ospiti questa mattina. E chi abbiamo anche ospite questa mattina? I ragazzi, i giovani. Siamo collegati anche con 2 classi dell'Istituto Sansovino di Oderzo. Abbiamo qui con noi Giulia Quartarolo. Presenta Giulia Quartarolo e soprattutto chi c'è che ci ascolta. Allora, buongiorno, sono Quartiero Giulia. Quartiero Giulia e frequento la quinta turistico del Sansovino, l'Istituto Tecnico Sansovino, e oggi siamo qua per parlare appunto della nostra esperienza che abbiamo potuto appurare grazie alla gita scolastica ad Auschwitz. Noi l'abbiamo effettuata tra il 10 e il 13 di marzo di questo anno e in collegamento con noi abbiamo le nostre classi mie e di Che salutiamo, Leonardo. ciao ragazzi, ciao. Ciao. Eccole. Prego. Con noi ci sono in collegamento anche la nostra professoressa Artese Rita e Paola Toninato. Ecco, grazie di averle presentate perché ho una scaletta micidiale questa mattina, ma non importa, voi che siete bravissimi. Ragazzi, che imbacchettati che siete, che duri, scioglietevi un po', dai, che sentiamo. Allora, chi è che parla? Oltre alla docente Rita Artese, ecco, vorrei sentire, intanto salutiamo questa docente e grazie per aver fatto capire l'importanza anche di essere con le telecamere, parlare. Vedo sono molto emozionati, vedete che sono chiusi a riccio sti ragazzi, guardate un po' alla volta iniziano a sorridere, un po' alla volta, un po'. Chi parla allora? Eccoli qua, eccoli, ciao ragazzi, che belli che siete, sorridenti. Allora come si sta a scuola ragazzi? Chi parla? Grazie per presentarmi, ho una scaletta micidiale questa mattina. Non mi importa, voi siete bravissimi. Ragazzi, siete che duri, adesso che lo so. Infatti, tutti che mi odise. Siccome siamo un po' in ritardo col collegamento, e giustamente bisogna fare anche un collegamento, ma loro hanno ascoltato. Allora prego, professoressa, parli lei, poi mi passi i ragazzi, veda lei come fare. Ragazzi, chi parla? Chi parla? Chi è? Le passo la ragazza che ha montato il video che abbiamo realizzato appunto nella gita di istruzione a Cracovia Auschwitz. Ok? Siamo un po' in ritardo rispetto alla diretta, quindi se parliamo in ritardo abbiate pazienza. Salve, buongiorno. Siamo un po' in ritardo col collegamento, perché giustamente bisogna fare anche un collegamento, ma loro hanno ascoltato. Allora prego, professoressa, parli lei, poi mi passi i ragazzi, vedete lei come fare. Salve. Vai. Si sente bene ragazzi, allora iniziamo
a parlare con Giulia Quartiero intanto che voi ascoltate e poi quando siete pronti sentiremo anche voi. Allora, Giulia Quartiero, chi sono i ragazzi di oggi? Chi sono i tuoi compagni di classe? Come vedi questa gioventù molto etichettata a volte nella maniera sbagliata? Io dico sempre che siete i nostri tesori, la nostra fortuna, ma ci credo su quello che dico. Forse dobbiamo ascoltarvi di più, farvi essere voi da questa parte a volte, noi che ascoltiamo, per capire cosa possiamo fare per aiutarvi in un percorso non certo facile per voi, forse più difficile di una volta, tante cose, ma i valori, prego Giulia. Devo dire che nella società abbiamo tanti stimoli. Effettivamente molte volte possiamo non essere compresi, però d'altra parte i professori, il personale qualificato sono lì per noi, questo è vero, e dobbiamo soprattutto mettere in luce il fatto che purtroppo adesso, andando avanti con col tempo, la maturità di una persona tarda ad arrivare, purtroppo è così. Sinceramente, per esperienza personale, conoscendo i miei compagni, conoscendo tutti i miei amici, devo dire che siamo delle persone con la testa sulle spalle. Purtroppo, però, ho visto che nelle nuove generazioni non è uguale. Non so cosa dipenda questo cambio generazionale, però dobbiamo dire che ci impegniamo, facciamo il nostro, questo è vero, però non ci viene riconosciuto tante volte. Cara Giulia, ma che bella sta frase, ci impegniamo. È vero. Ecco, la commenti Claudia, commenti lei queste parole meravigliose che ha detto Giulia a nome di tanti ragazzi che non stanno parlando, stanno ascoltando, ma pensano a quello che ha detto Giulia. Concordo con quello che dice Giulia, molte volte si parla di ragazzi, si parla di tutto quello che hanno a disposizione in questa era moderna, ma non sono sufficientemente accompagnati per capire, comprendere ciò che gli stimoli possono quotidianamente offrire. E la paura di cadere poi in compagnie sbagliate, in situazioni molto che poi disagiate e che poi possono sfociare anche ultimamente se ne parla molto di questa violenza che impera su questi ragazzi, su queste ragazzine. È terribile, ogni giorno al telegiornale se ne leggono e se ne vedono di tutti i colori. Ma io voglio focalizzarmi sul bello di questa gioventù, sul fatto di aver voglia di combattere, di sostenere le proprie idee e soprattutto di impegnarsi. Claudia, interrompo perché devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, ma è nella malattia che loro fanno valere e forse fanno capire quanto forti sono. Loro combattono la malattia non passivamente, attivamente, se la mettono tutta per guarire. Io mi ricordo quel ragazzino che ho avuto ospite con la sua mamma, che ha avuto un trapianto, e ha detto: mamma, fammi salutare il papà che era dall'altra parte del vetro, e gli ha detto: papà, ce la farò, vai tranquillo, io ce la farò uscire di qui. Capite che forse dobbiamo ascoltarli di più questi ragazzi che ci danno forse la forza di combattere anche quello che ha detto Claudia, questa malattia. Ecco, questa malattia che è chiamata rara, ma così rara non è, specialmente quando colpisce anche in fascia molto giovane, diventa un problema. Un problema gravissimo. Perché tu devi essere bello, devi essere figo. Forte, prego Claudia, poi lasciamo il posto, Claudia, anche agli altri, prego. Volentieri. Sì, molti dei nostri ragazzi, bambini in età adolescenziali, quando vengono colpiti da questa malattia ne risultano, cioè ne vengono fuori devastati, perché comunque, come diceva giustamente lei, in questo mondo bisogna essere fighi, alla moda, super sexy soprattutto le ragazze, quindi ritrovarsi ad affrontare una situazione, guardarsi allo specchio e non riuscirsi a riconoscere è terribile, quindi subiscono atti di bullismo inenarrabili. Non per ultimo quest'estate, dove entravano nella piscina le nostre bambine, uscivano tutte le altre perché avevano paura di perdere a loro volta i capelli, perché questa malattia, non dimentichiamo, come esito ha la perdita totale o parziale dei capelli, degli annessi peliferi, si perdono le sopracciglia, le ciglia, e tu
da come mi stai guardando, da un momento all'altro, come è successo a me 30 anni fa, di perdere tutti i capelli in 10 minuti, ti ritrovi così. Sentiamo Giulia, cosa... Eccola qua, ecco, avete visto? Avete visto? Questa io non sono io, chiesto. questa è la mia malattia, questa è la sua malattia. Ma io combatto da sempre per sdoganarla. Sdoganarla perché? Perché è ancora attanagliata dallo stigma che è solo un problema estetico, ma non è un problema estetico, è un problema di origine immunitario e genetico. E combattiamo noi AIPAF, l'Associazione Italiana Pazienti Alopecia in France, per il riconoscimento da parte del sistema sanitario nazionale della malattia. Come vedi questo gesto, Giulia, che ha fatto all'insaputa, senza nessuno? Non lo sapeva. No, anche io sono rimasta abbastanza colpita, perché effettivamente tra noi giovani c'è ancora tanta ignoranza sotto questo punto di vista. Vorrei provare a chiedere magari se fosse possibile di venire a parlarne nelle scuole. Certo, condividere queste informazioni sicuramente, e anche essere quello che si è, nel senso che bisogna essere, bisogna essere sempre sicuri di se stessi. Questa è la frase che mi sono sentita dire per anni, me la sono tatuata, sono solo capelli. Ma non sono solo capelli. No. Questo è un sintomo. Allora vediamo se c'è anche la professoressa Artese collegata, se riusciamo a fare sto collegamento. Qui? È collegata, professoressa? Mi sentite? Sì, la sento adesso, professoressa. Ecco, cosa dice di questo gesto della nostra Claudia, di quello che ha detto anche Giulia? Venga nella scuola, ci spieghi, vogliamo capire. Prego, professoressa, prego. Allora, sono dell'avviso che certe realtà debbano essere assolutamente rese pubbliche, quindi molto volentieri un incontro con associazioni, volontariato, anche perché noi siamo molto attivi a livello scolastico. La nostra vicepreside, la professoressa Visentin, è molto attenta a queste dinamiche, infatti lei è in prima linea per quanto riguarda l'inclusione, per quanto riguarda tutte queste tematiche del sociale, quindi i ragazzi sono molto propensi a collaborare con tutto ciò, quindi volentierissimo. Anzi, invito la professoressa Visentin a prendere la parola. Prego. Salve, buongiorno, non so se mi sentite. Sì. Allora, sì, piacere intanto e grazie per ospitarci sì, volentieri, insomma, come fa sempre la signora Mirella. Allora, rispetto al gesto della signora, devo dire un gesto coraggioso, sì, che mettersi così a nudo di fronte a molte persone non è semplice, però sicuramente è una testimonianza importante per i nostri ragazzi. Il fatto, come diceva la professoressa Artese, che la nostra scuola sia attenta all'aspetto inclusivo, sociale, dare importanza, dare voce a quelle persone che hanno magari qualche problema, è uno degli obiettivi della scuola, che ricordiamo non è solo fonte di conoscenza, di nozionismo, ma anche di apprendimento di esperienze proprio, e toccando con mano anche quello che hanno fatto i nostri ragazzi, riportandoci al tema della puntata, il viaggio di istruzione che hanno fatto ad Auschwitz. Credo che toccare con mano e vedere con i propri occhi quello che molte persone hanno vissuto sulla propria pelle sia molto più significativo di un libro di pagine lette a scuola, che sicuramente va fatto, però l'esperienza è quella che poi rimane di più ai ragazzi. Allora sentiamo anche questi ragazzi, scusate se devo correre, ma come ho detto il tempo è tiranno. Partiamo qua, presentali tu Giulia, i tuoi amici, questa famiglia che create all'interno della scuola tra di voi, gli altri non entrano, ma voi ci siete, Allora presentati, dai, fai parlare tu i tuoi. Allora, i ragazzi presenti sono i ragazzi della quinta di Rim, e una ragazza in particolare della quarta Turra. Io invece sono della quinta Turra. Allora, chi è il primo qui a sinistra che io vedo? Marco Callegaro. Marco, dimmi cosa hai provato nel momento che hai visto Claudia che ha fatto questo gesto, e cosa hai provato quando sei andato ad Auschwitz. Dai che sei bravo Marco, vai.
È stato un gesto molto forte per me, è molto coraggioso, e riguardo al viaggio di istruzione che abbiamo fatto ad Auschwitz è stato molto toccante, soprattutto per i 2 campi che abbiamo visto e questo. Ascolta, ma voi non è che forse avete bisogno di queste emozioni forti per farvi emozionare? Ecco, io penso che dobbiamo emozionarvi, perché vi emozionate poco. Delle volte dispiace anche fare certi gesti, a mettervi di fronte a una realtà, ma forse è proprio l'emozione che riusciamo a tirare fuori. Io vi ho visto, eravate già emozionati all'inizio, perché c'erano le telecamere, dovevo parlare al microfono, la bocca si chiude, non riesce più ad aprirsi, però un po' alla volta ce la fate, perché capite che è importante farvi ascoltare e sentire quello che dite. Dopo di te chi c'è? Demetra Zanghetta. Demetra. Allora, sono Demetra e questa esperienza ad Auschwitz è comunque stata molto toccante, perché di solito leggiamo libri oppure non vediamo in modo diretto questo, non viviamo in modo diretto, mentre questo viaggio di istruzione ci ha permesso di vivere in modo diretto e guardare proprio con i nostri occhi quello che è stata la storia, e in particolare abbiamo visitato il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Cos'è che hai provato quando per la prima volta, penso sia stata la prima volta per te, hai toccato veramente la realtà? Perché un conto è guardare un'immagine su uno schermo, un colpo è toccare con mano, ecco, capire che in quel luogo c'è stata una tragedia. Prego Demetra. Sì, è stata un'esperienza comunque molto forte sotto alcuni aspetti, perché dentro al museo comunque c'erano anche immagini forti, oppure oggetti, ad esempio c'erano i capelli, oppure le valigie, quindi sono cose particolari, molto forti, che non è un'esperienza che vivi tutti i giorni. Allora chi sentiamo adesso, Giulia? Elena Carolo. Elena? Buongiorno. Allora, anche per me è stata un'esperienza molto toccante, soprattutto perché secondo me queste esperienze ci fanno capire molto meglio, cioè appunto come diceva Demetra, andando a osservare le cose che sono successe, quello che è rimasto ci fa capire molto meglio e comprendere meglio quello che c'è stato. Quindi sì, è stata un'esperienza forte, toccante, ma comunque si è capito realmente quello che è successo. Cos'è l'emozione per te, Elena? Cosa vuol dire emozionarsi? Emozionarsi è quando sono coinvolta in un evento, come in questo caso nell'esperienza sono coinvolta, ho capito, e appunto capendo mi è suscitato l'emozione, esatto. L'emozione. Cosa vorresti dire a Claudia, Elena? Questo gesto che ha fatto Claudia, che ti fa toccare una realtà che magari non conoscevi, questa decisione all'improvviso di togliersi la parrucca, perché Claudia senti che è una cosa che non le appartiene la parrucca, è un'altra cosa. Lo faccio sempre perché le persone sono abituate a vederti in una determinata maniera, ma in realtà tu sei in un'altra maniera, e quindi faccio capire che cosa vuol dire l'impatto sociale, l'impatto immediato di trovarsi davanti a una persona normodotata confronto ad una che ormai purtroppo a causa della malattia non lo è più. Allora sentiamo Elena, intanto facciamo il cambio, Giulia, col tuo amico, ecco un altro studente, eccolo qua, vi scambiate il microfono, bravi. Prego Elena, cosa vuoi dire? È stata una forma di molto coraggio, di empatia, e sì, che non tutti avrebbero fatto, appunto mostrarsi per come si è, e sì, è stata molto coraggiosa e merita veramente rispetto per il gesto che ha fatto e che comunque fa,
visto che ha detto che lo fa. La cosa vi ha detto Claudia, vi ha detto cari, ci ha apprezzato molto quello che avete detto, capite quanto è importante anche sentirvi anche per queste persone. Allora Claudia, prima di lasciare il posto a un altro dirigente, un altro insegnante, come vuoi salutarci? Ma tanto ci sederai là e ascolterai anche gli altri ragazzi, sentiremo anche... Tu chi sei? Leonardo De Rossi. Cosa vuoi dire Leonardo prima che Claudia si sieda al posto di un insegnante? Voglio dire che anch'io trovo veramente coraggioso il suo atto e rispetto profondamente la sua azione di promozione per la conoscenza di questa malattia che colpisce molti di noi e trovo che sia anche doveroso capire e le esigenze di noi malati. Esatto, perché a volte vengono trascurate e la società non tende a escludere chi non è perfetto, diciamo, e questo non è giusto. Infatti. Un'altra cosa, ecco, la tua emozione nell'andare ad Auschwitz, nel vedere, nel toccare con mano quella che è stata la realtà di bambini, di ragazzi, di donne, di uomini, di anziani, ecco, cosa hai provato? Io ho provato incredulità all'inizio, perché vedere ciò che è stato un orrore per la nostra storia è qualcosa di incomprensibile all'inizio. Lo capisci non mentre sei lì, ma una volta tornato a casa, quando mediti su ciò che hai vissuto. E orrore, dolore proprio per il fatto di vedere ciò che è stato e vedere le scarpette, i capelli, perché non sono qualcosa di messo lì senza valore, ma sono oggetti di persone che hanno vissuto come noi. Allora andiamo a vedere questa prima parte di questi ragazzi ad Auschwitz, poi la commentiamo, ringraziamo intanto Claudia, Grazie veramente spero di averti ancora ospite, spero che tu vada a trovare questa meraviglia di scuola, di ragazzi che abbiamo avuto la fortuna di avere questa mattina. Andiamo a vedere Auschwitz, la prima parte. Un luogo dove il silenzio pesa come un macigno, dove la memoria è intrisa di dolore e speranza. Un luogo che rappresenta il culmine dell'oscurità umana, Auschwitz-Birkenau. Qui le vite di milioni di persone si spezzano, le loro storie si riducono a numeri, i loro sogni e desideri si annientano. Nel cuore della Polonia, questo complesso non è solo un campo di concentramento, ma un simbolo del male che l'umanità è capace di infliggere a se stessa. Le baracche di legno, ora silenziose, un tempo sono teatro di sofferenza incommensurabile. Ognuna di queste mura ascolta i lamenti di chi perde tutto. La famiglia, la libertà, la vita. Eppure, in questo luogo di orrore, ci sono anche storie di resistenza e di coraggio. Storie di chi lotta per la dignità, per la vita, per non essere dimenticato. Oggi come ieri siamo qui per ricordare, per riflettere e per imparare. Non possiamo permettere che l'oscurità di Auschwitz si estingua nell'oblio. In questo momento non siamo solo testimoni, siamo custodi della memoria. Lasciamo che le voci di coloro che soffrono ci guidino. Ci ispirino a costruire un futuro in cui il rispetto, la tolleranza e la pace prevalgano. Perché come dice Edith Brooke, io, sopravvissuta, vivo per raccontare ciò che non deve più succedere. Noi tutti dobbiamo ricordare i momenti che segnano quel periodo e che ancora oggi devono essere elaborati e discussi per affrontare con maggiore consapevolezza le insidie del presente. La deportazione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale è uno dei momenti più oscuri e dolorosi di tutta l'umanità. Il regime nazista giustifica le proprie azioni con intense campagne di propaganda. I cittadini tedeschi e i popoli occupati vengono martellati da messaggi che presentano gli ebrei come una minaccia, un capro espiatorio, accusati ingiustamente di essere la causa delle crisi economiche e politiche. Dietro a queste accuse, però, si nasconde un piano spietato. I nazisti, per celare il loro vero obiettivo, utilizzano un linguaggio ingannevolmente rassicurante, parlando di evacuazioni e trasferimenti per il bene degli ebrei. Danno l'impressione di offrire protezione e migliori condizioni. Tutto ciò nasconde un piano di inimmaginabile crudeltà.
favorendo un clima di silenzio complice tra chi guarda ma tace. Sotto la falsa speranza di un lavoro o di un rifugio, intere famiglie lasciano le loro case, portando con sé ciò che hanno di più caro, senza sapere che quel viaggio non avrebbe avuto ritorno. All'arrivo nei campi di concentramento, ogni speranza veniva distrutta. Le stazioni ferroviarie, teatri di un'angoscia senza fine, accolgono deportati che muovono i loro primi passi fuori dai vagoni come ombre, stremati da giorni in cui il tempo sembra essersi fermato in uno spazio soffocante, senza luce, cibo né acqua. Erano persone con un nome, una casa, ricordi che svaniscono tra le crepe dei binari, avanzando tra volti sconosciuti e grida incomprensibili, ignari del loro nefasto destino. Siamo col professor Diego Polese, insegnante di tedesco. Professor Polese, come riusciamo a emozionare questi ragazzi? Proprio con queste realtà, sì. Ecco, con questa storia che loro capiscono. Non è vero che sono insensibili, Assolutamente. la capiscono molto bene, si emozionano, fanno fatica a parlare. Lui ha detto giustissimo, il dolore, ho provato dolore, io direi anche disperazione, ma cosa hanno fatto? Se lo chiedono questi ragazzi, loro si fanno delle domande, siamo in grado di rispondere quando arrivano questi messaggi, cos'è il fascismo, il comunismo, la destra, la sinistra? Ma loro guardano la realtà sono morti atroci, terribili, per mano dell'uomo. È l'uomo che ha fatto questo. Prego, professore, come si fa a spiegare, ecco, queste dinamiche terribili che questi ragazzi non hanno vissuto, ma vedono, sentono, capiscono? Prego. Infatti, allora io credo che i ragazzi siano in grado di capirlo, e il nostro compito come insegnanti, come scuola, è quello di dare gli strumenti appunto per poterlo fare. È difficile, io credo quasi impossibile, sfido chiunque a dare delle spiegazioni razionali, ecco, ai fatti che succedono, come quello che vedono nei libri di storia, che diciamo, studiano, ecco, quello che ha per esempio dato il Novecento a livello di episodi. E io sono un convinto sostenitore del fatto che il nostro compito è quello di cercare di far vivere il più possibile, ecco, fare esperienza di quello che studiano, di quello che vedono, e questo proprio gli può dare dall'interno, diciamo, gli strumenti per poter arrivare a avere quegli spunti critici per cercare, insomma, di capire. E infatti mi rimarrà, penso, impresso in particolare di questa esperienza a Birkenau. Proprio ero con Leonardo e con un altro compagno di classe, eravamo presso, ti ricordi Leonardo, il crematorio, uno dei crematori, le rovine, e abbiamo condiviso camminando lungo la strada lì accanto, e proprio i ragazzi mi hanno detto: ma qua si percepisce proprio, ancora dopo decenni, quello che è successo, lo sentiamo. Ecco, quindi credo che questo sia l'obiettivo principale quando si fanno vivere esperienze di questo tipo ai ragazzi. Ciò può dare degli strumenti, diciamo, il vivere dall'interno. Ecco, questo. Leonardo, in quel momento che avete provato queste emozioni, c'è qualcuno che ha pensato di pregare o si è chiesto cos'è la fede? Cos'è questa parola? Dove posso aggrapparmi per capire l'importanza di sapere che c'è qualcuno che mi ascolta? Perché è nella disperazione che io vedo questo, ci si aggrappa alla fede. L'ho visto col Covid, l'ho visto con le nostre messe che erano seguitissime, ci si deve aggrappare a qualcosa. Cosa mi vuoi dire, Leonardo? Io penso che in un posto come quello, vedendo gli orrori compiuti dalle SS ogni giorno, penso che sia complicato credere in una entità superiore a noi, un Dio, qualunque esso sia, musulmani, cristiani. Avete sentito? Qualunque esso sia, ha detto, non ha detto un Dio, qualunque Perché esso sia. E non erano solo ebrei all'interno di questi campi di concentramento, c'erano anche sovietici, musulmani, di qualsiasi etnia in Europa. Anche bastava che erano contro il partito che governava, i nazionalsocialisti, per entrare all'interno. Leonardo, cos'è il diverso per te? Quando io sento tanto e dico è diverso, è una persona diversa, cos'è il diverso? Per te e per voi giovani?
Il diverso è ciò che non rispetta. C'è un modello per ogni persona che questo viene seguito per lo stile, per come comportarsi. Il diverso è colui che va oltre a questi principi e si espone in modo diverso, ha una vita diversa rispetto a questi schemi. Vediamo se riusciamo a collegarci con i ragazzi, vediamo se c'è, eccoli qua. Allora, chi facciamo parlare, Leonardo? Ma io direi Mattia Marchesini. Mattia, Leonardo ha detto che prende la parola Mattia. Allora, cos'è il diverso, Mattia? E cosa pensi delle parole che hai sentito anche da Leonardo? Concordo pienamente con le parole che ha detto Leonardo e credo che il diverso per noi sia qualcosa o qualcuno che noi reputiamo o non corretto per quello che fa, perché magari è diverso dalla massa e non si adegua ai comportamenti di tutti noi, e per noi può essere diverso, ma in realtà comunque è una persona che ha un suo perché e si comporta così perché non gli interessa di essere uguale alla massa, di seguire la massa. Non pensi che forse questo diverso dovreste essere proprio voi e sarete proprio voi a prendere per mano queste persone? Per fargli capire che forse Auschwitz insegna, non c'era il diverso a Auschwitz, erano tutti assieme, si aiutavano uno con l'altro, non si vedeva il colore della pelle o la lingua, ci si abbracciava, si condivideva quel poco, quel niente che c'era. Prego. Sì, certamente secondo me siamo proprio noi che dobbiamo avere la capacità di includere queste persone, ma non includendole e facendole diventare più simili a noi, ma includendole per quello che sono. Complimenti. Allora, professore, come ormai siamo in chiusura, ma vi prometto che farò vedere tutti i servizi che mi avete fatto da sabato prossimo. Quando finirò la trasmissione manderò i servizi che avete girato ad Auschwitz, perciò se volete vederlo poi alla sera o durante la trasmissione io a mezzogiorno manderò tutti i servizi che voi avete fatto, perché dobbiamo continuare, non è questa mezz'oretta, questa è il dopo che deve continuare, certo. La storia deve essere, e questi ragazzi vanno ascoltati e anche vedere cosa hanno fatto e cosa hanno detto. Prego professore, come ci saluta, che ormai siamo in chiusura? Beh, speriamo che appunto la testimonianza che hanno portato i ragazzi serva anche a muovere insomma, le coscienze di chi ci ascolta e capire che appunto la scuola semina, i ragazzi raccolgono e a loro volta seminano, diciamo, sono uno strumento per portare ecco, i valori che penso abbiano comunicato anche in questa occasione, insomma, in mezzo alla nostra società. Leonardo, è importante partecipare a queste trasmissioni, parlare, sentirvi, anche ascoltarvi tra di voi? Certamente, e penso sia fondamentale la memoria di ciò che è stato, perché ciò che non deve più succedere deve essere ricordato. Come vuoi salutare i tuoi ragazzi, gli insegnanti che ti stanno guardando, ascoltando, cosa vuoi dire? Ma allora sono grato per questa opportunità di essere andato in onda con Antena 3 e Sveglia Veneti e saluto i miei compagni dicendo che anche tutti noi insieme dobbiamo ricordare ciò che è stato e saluto tutti così. Grazie e noi vi salutiamo con questa orchestra, professore di ragazzi dai 12 ai 22 anni, questa meravigliosa orchestra con un percorso fantastico anche con questi insegnanti, perché questi sono i nostri ragazzi, quelli che avete visto questa mattina e non solo. Grazie, grazie a tutti quanti, saluto anche questa meraviglia di scuola Sansovino di Oderzo, i dirigenti, gli insegnanti, tutti voi ragazzi, un abbraccio caro a tutti quanti e andiamo a sentire questa meravigliosa orchestra.